Buonasera e benvenuti al nostro solito appuntamento del sabato sera qui al Pala BFC per la partita del campionato di Serie B che oggi vede qui in gita a Conegliano una squadra assolutamente tra le migliori del campionato, cioè il CUS Padova, e quindi anche questa sera vediamo se sarà un sabato sera tranquillo oppure un sabato sera da febbre, Fabri. Siamo qui, c'è Federico Cais, c'è Fabrizio Torazza, c'è Andrea Grava. Per voi, Fabrizio, cosa ci aspetta dalla partita di oggi? Beh, come al solito qui a Conegliano arriva una squadra molto in forma, la squadra che ha 16 punti, quindi a metà classifica, ma che ha appena battuto nella giornata precedente una delle big del campionato, cioè la squadra di Marghera, e quindi una squadra assolutamente competitiva, una squadra composta da studentesse universitarie, quelle del CUS Padova. Sì. Oggi a Conegliano in realtà con due assenze davvero importanti, Chiara Gasparella e Giulia Grimaldi, playmaker e guardia, due giocatrici molto, molto pericolose che assieme mettono quasi 20 punti a partita di media, molto pericolose dalla distanza, entrambe buonissime tiratrici dei tre punti. Infatti all'andata in particolare Grimaldi aveva segnato ben 4 bombe da 3 contro BFC, segnando 20 punti. Cavoli. Quindi due assenze davvero importanti. Per il BFC invece due, come sempre, diciamo delle assenze croniche, quella di purtroppo Capitan Marchioni, ancora ferma a causa del problema al ginocchio, sarà tra l'altro ospite durante l'intervallo per un'intervista, e Quindi poi praticamente le l'assenza. abbiamo fatto un tagliafuori, non può andare al bar. Esatto, non può andare a Ok. bersi gli spritz, ma dovrà venire qui in console. E poi Rebecca Botter che sta gestendo sempre il suo problema alla mano. E poi la grande novità che evidenziamo è l'avvicendamento sulla panchina del basket femminile conegliano di Maurizio Moretto, che ovviamente salutiamo, non l'abbiamo visto qui in palestra, ma probabilmente starà seguendo, e ringraziamo ovviamente per quello che ha fatto in questi 2 anni e mezzo, eh, non ultima la vittoria dei playoff e quindi la Serie B, ma poi la crescita comunque di tutte le nostre ragazze della prima squadra. E dicevamo Maurizio Moretto avvicinato in panchina dalla coppiata Federica Paccagnan, Anna Carniel. Infatti permettimi di aggiungere appunto un ringraziamento veramente a Maurizio per tutto quello che ha fatto, e con lui abbiamo fatto l'anno scorso una cavalcata incredibile, è stato un sogno sportivo, telecronistico che ha coinvolto tutta la squadra, insomma, diciamo, come si dice, uno potrebbe anche dire mollo all'apice del successo, lui ha persistito, continuato, e lo ringraziamo per questo e lo salutiamo, lo vedremo sempre volentieri in palestra, insomma, e tutte le volte che vuole offrirci lui uno spritz per noi Noi non ci va tiriamo mai benissimo. Va indietro e nel bene. suo caso sarà particolarmente gradito. Va bene Fabri, allora abbiamo saltato la presentazione delle squadre e adesso ci sarà un minuto di silenzio per cui anche noi spegneremo un attimo la telecronaca. Molto bene, allora riprendiamo qui la telecronaca. E allora, partita appunto che si preavvisa tostissima. Io spero solo che le nostre avversarie siano concentrate negli esami, dovrebbero esserlo perché insomma si sta avvicinando la prima sessione, quindi
insomma, ragazze, spero che non vi siate allenate troppo ultimamente, insomma, è bene ricordare che insomma, siete studentesse, quindi la priorità è la scuola, come, come si dice, no? Ormai dobbiamo fare affidamento Facciamo a affidamento anche qualsiasi su tipo di questo. espediente per Esattamente, cercare è di... importante, infatti magari non avevano nemmeno la mente sgombra, adesso staranno pensando a formule varie da ricordarsi. E comunque il primo possesso è per BFC con Giulia Vettori che va a giocare la palla per Maschietto e poi un bellissimo backdoor per Marton che riapre per Moretto che sbaglia dal mezzo angolo. Subito Padova in contropiede, molto veloce. Buttazzoni riapre la palla dentro per Struic che poi riapre per Zorat che sbaglia il tiro. Buttazione di rimbalzo, ma ha messo un piede fuori del campo, quindi possesso per Conegliano. Abbiamo visto subito una buona intensità di Conegliano in attacco che ha fatto un tiro errato con Maddalena Moretto, dall'altra parte Padova non si tira certo indietro, quindi si presume una partita su ritmi alti, Fabri. Sì, beh, l'idea è sempre quella di aumentare il ritmo e di giocare in campo aperto. Tanto Maschietto riesce a trovare uno spazio dove lo spazio non c'era e va a appoggiare da sotto per il primo canestro di Conegliano. Una magia di Marta Maschietto che è andata all'MLM a infilarsi proprio lì dove c'era un piccolo pertugio e lei l'ha preso. Bravissima Marta. Adesso pick and roll, rolla dentro Struic che poi cerca di ricevere ma Tronkin lestissima ruba la palla ed è per Moretto che poi non riesce a controllare, però sarà rimessa da Esattamente, fondo per Maddalena Moretto le bianco-blu. era ripartita ricordando un po' Bip Bip contro Willy il Coyote, però il Coyote ha toccato la palla e l'ha buttata fuori. Ancora Marta Maschietto che gioca proprio con Moretto e poi Giulia Vettori gli dai 3 punti, lungo il suo tiro, va a lottare benissimo a rimbalzo, a recuperare la palla in mezzo all'area, quindi un altro possesso per Conegliano. Giulia Vettori nonostante non sia altissima va tantissimo a rimbalzo e la mette anche dai 3 punti, due cose che sono preziosissime in questo gioco. Sì, mi pare che veramente Conegliano è partita con la mentalità giusta e deve continuare così a giocare anche sulle seconde palle, a tenere forte. Sfortunata qui Padova che aveva trovato un'ottima iniziativa con un tiro in controtempo che aveva impedito alla difesa coneglianese di schierarsi, però sul rimbalzo conteso c'è la prima rimessa laterale per Padova e la freccia poi che verrà girata dall'altra parte. Sì, rendiamo ancora centimetri e muscoli sotto canestro nei confronti di Struic, Dina Struic, giocatrice di origine canadese. Adesso è Tronkin con la palla che riapre proprio per Maschietto, corto il suo tiro, si lotta bene a rimbalzo, molto viva anche Giulia Tronkin. Sì, sì, Giulia veramente sta contestando moltissime palle. Ed è Capitan Alfier che porta sulla palla con il numero 6 per Lorenza Spirito. Del Frate attacca Moretto, si cambia sul blocco, esce in aiuto Maschietto ma non riesce a essere efficace in questa chiusura difensiva. Pregevole comunque la fattura di questo tiro Fabri perché non aveva molti secondi ancora a disposizione e ha tirato con la mano in faccia segnando. Molto brava e poi Serena Marton andare a prendere posizione spalle a canestro contro la numero 9 Alfier che in effetti è più piccola e meno fisicata di lei, quindi a sfruttare un vantaggio fisico spalle a canestro e a guadagnarsi un fallo. Agnese Alfier che è il capitano della compagine Patavina. Giocatrice rapidissima tra l'altro che crea tantissimo gioco per le compagne. Segna il primo Serena. E 2 su 2 per Serena Marton con Conegliano che va a 7 e ancora Giulia Tronkin, mamma mia, questa sera pane e cattiveria, bravissima. No, Giulia è entrata veramente con l'atteggiamento giusto in questa partita. Purtroppo poi Serena non ha controllato il pallone, ma
benissimo sia in difesa che in attacco Giulia stasera in questo inizio di gara, in questi primi 3 minuti e 02 di gara. Siamo 7-2 per BFC. Adesso c'è un problema con il cronometro, credo, dei 24 secondi. Aspetta, perché non si vede la chat per adesso? Riparte il gioco con la rimessa proprio di Alfier per Buttazzoni, che attacca Tronchin, si cambia sul blocco, si ricambia, buona la difesa coneglianese, mancano 10 secondi alla fine dell'azione, buon lo scarico di Alfier per Del Frate che si gira bene, spalle a canestro e segna da sotto. Moretto con la palla, deve attaccare la pressione di Alfier, Vettori. Ribaltiamo per Tronchin, poi un pick and roll tra lei e Maschietto, servita molto bene Maschietto che riapre altrettanto bene per Marton che si libera benissimo con una finta di tiro, palleggio, arresto e tiro. È un canestro dal mezzo angolo per il 9-4 per Conegliano. Ancora Padova in attacco. Struic che va a bloccare per Del Frate. Si apre per Alfier, vedete, rapidissima ad attaccare l'area. Ottimo l'intervento di Moretto che va a sporcare un po' la palla ad Alfier. Si gira Fallo. bene, si gira molto bene Marta Maschietto e subisce il fallo di Del Frate. Saranno 2 tiri liberi per Marta. Sì, abbiamo visto veramente una Marta che ha mandato a spasso con le sue finte agli avversari, poi si è presa un fallo. È importante anche continuare comunque a giocare dentro e cercare di prendersi questi contatti, perché tutti i contatti, tutti i falli che riusciamo a far sprecare nei primi quarti, poi a fine partita pesano. Sì, anche perché appunto ripetiamo, la squadra padovana è arrivata qui a ranghi ridotti, le mancano 2 giocatrici molto importanti, quindi potrebbe avere un problema a livello di rotazioni, per quanto sappiamo che il bacino di giocatrici del CUS Padova ovviamente è molto ma molto ampio, quindi sicuramente hanno avuto la possibilità di rimpiazzare sia Gasparella che Grimaldi. Adesso un fallo per Marta Maschietto. Il primo sarà rimessa da fondo. Quindi rimessa in attacco per Cuspadova, la gioca bene ma non riesce a trovare subito il tiro, quindi la palla esce fuori e trova un ottimo corridoio, però sbaglia. Chiude bene Tronchin ancora una volta su Buttazzoni, poi serve ancora Serena Marton che ancora una volta va a sfruttare il vantaggio fisico che ha nei confronti di Alfier, ed è il secondo fallo di Alfier. Anche questa può essere una chiave della partita, perché appunto, come dicevamo, Capitan Agnese Alfier, pur producendo poco più di 3 punti di media a partita, ma crea un sacco di gioco con le sue penetrazioni per le compagne, quindi il fatto che sia già in panchina con 2 falli può essere una cosa estremamente importante. Effettivamente si è trovata in 2 occasioni a dover difendere da sola sotto con Serena, e Serena l'ha veramente messa in difficoltà. 1 su 2, siamo a 12 punti BFC contro i 4 di Padova. Un buon taglio sotto canestro di Del Frate, che poi però non riesce a coordinarsi e trovare l'equilibrio, anche perché Moretto, velocissima, mette entrambi le mani sul pallone. Sì, siccome la freccia era girata dalla nostra parte, adesso è rimessa per noi e quindi vale come una vera e propria palla recuperata, è importantissima questa. Dall'altra parte però altrettanto fa Padova, abbiamo visto Marta Maschietto buttarsi giù come all'acqua fan di Riccione nello scivolo. Ha fatto un tuffo veramente notevole Marta, che da fuori dei 3 punti è riuscita a tuffarsi sul pallone quasi nel mezzo angolo e a guadagnare una palla contesa. La freccia adesso è per Padova, però ottimo gesto, ottimo segnale soprattutto da parte di Marta Maschietto alle sue compagne, che ha detto siamo qui per giocare, per buttarci su tutti i palloni. Buona la difesa di Marton, che poi cade,
Lungo il tiro da 3 di Struic, però rimbalzo in attacco per Padova. Scadono i 24 secondi, non colpisce il ferro il tiro di Dina Struic, quindi sarà rimessa per Conegliano e si alza l'urlo di Giorgio Lotto dalla panchina coneglianese. Esatto. E la Fede Paccagnan sta urlando facciamo il tagliafuori comunque. Non gasiamoci troppo della palla recuperata, pensiamo a fare il tagliafuori. Credo che abbia detto anche facciamo il tagliafuori a Cipicchia. Palle Sì, a canestro, ancora Maschietto, forse subisce un fallo, infatti si lamenta. Sarà solo sì. rimessa la C'era il rimessa da fondo. contatto, probabilmente il contatto era sulla mano, non sulla palla, però diciamo questa azione, questo fischio arbitrale è stato un po' cerchiobottista. E libera Vettori dai 3 punti, preferisce giocare per Tronchin che prende un tiro E prende un gran fallo. e va Sì. a guadagnarsi un fallo. Esattamente, ha tirato un bimattone la Giulia, però è stata molto intelligente nel cercare il contatto e indurre l'avversaria nel farlo, quindi ha ricavato veramente il massimo che poteva da questa azione. E siamo È anche andata un po' a molto... cercare il contatto come fanno i giocatori, come facevano i giocatori NBA prima che venisse sanzionato questo tipo di azione. Ah, è sanzionato? La ricerca del contatto sanzionato? Sì, molto spesso viene fischiato come fallo in attacco quando è l'attaccante appunto che va a cercare il contatto, magari scalciando. Ho capito. Fabri, con te ne conosco sempre una di nuova. Intanto, cosa è successo? Intanto Moretto con le sue braccia telescopiche che va Sì. a rubare un pallone sulla rimessa, come faceva negli anni 90 il diabolico Cedolini, facendo finta di ritornare in difesa, poi girandosi di scatto per il 16-4 coneglianese a 4-0-6. Allora, intanto che in regia c'è un piccolo intervento tecnico-tattico da fare, così come sarà tecnico-tattico l'intervento che il coach di Cus Padova deve fare, dato che la squadra patavina è apparsa un pochino smarrita in questa prima parte della partita, d'altra parte però si è trovata di fronte a una Conegliano molto aggressiva che sta tenendo in campo le leve più giovani che stanno correndo molto e soprattutto hanno messo una grande intensità in difesa e una gran voglia di lottare. Quindi, diciamo, anche in un periodo in cui magari il basket che giochiamo non è brillantissimo, sicuramente l'atteggiamento può fare la differenza e l'ha fatta almeno fino adesso. Vediamo che cosa si inventerà Cus Padova per entrare in partita. E intanto ci deliziamo con le note dell'organetto NBA del nostro mitico Andrea Grava. Quella password era 1234. Per sbloccare il Ma lo telefono sappiamo solo noi, adesso dai. esatto, non lo sa più nessuno, ma va bene così. È comunque la password della mia valigia che sono appena rientrato dagli Stati Uniti. Rimessa da fondo per Padova contro il pressing a tutto campo di coach Paccagnan Carniel. Forte l'anticipo di Marton, che però non riesce a recuperare la palla, ma costringe comunque una ricezione a 9 metri dal canestro, che è ben poco efficace. 6 secondi alla fine, dai 3 punti. Il tiro di Lorenza Spirito è fuori misura. Sì, un po' in difficoltà qui Padova. Abbiamo rischiato comunque un contatto sul tiro da 3. Sì, questo è vero, però devo dire che non fare entrare nei giochi la squadra avversaria è sicuramente una cosa che poi aiuta nel proseguio dell'azione, come invece non aiuta permettere a Dina Struic di ricevere spalle a canestro. Anzi, scusate, questa era Madison Leha Legault, anche lei giocatrice canadese della Columbia British University. Ancora Tronchina a rimbalzo difesa. È un fallo col piede da parte della numero 33 che è andata a ostacolare la ripartenza di Conegliano e si va direttamente in lunetta perché siamo anche in bonus. 5-1 la situazione dei falli, quindi 2 tiri liberi per Tronchini, intanto qualche minuto di riposo per Marta Maschietto, entra nella partita anche Sara Malbascia.
Ah sì. Entrata poco fa anche Maya Tramontin, quindi comincia a dare anche un po' di rotazioni Federica Pacagnana. Intanto si sbraccia con Marta Maschietto, poi sfodera il suo sorriso a 75 denti. Federica che non si arrabbia quasi mai in realtà. E adesso buona la difesa di Moretto e poi a chiudere il recupero Malbascia che si tuffa subito sul primo pallone che le passa a fianco. Ah sì, grande atteggiamento qui ragazzi, veramente stiamo mettendo in campo tutto. Cuspadova rientra, inizia a far entrare comunque anche le sue giocatrici di maggior fiducia per provare a rientrare in partita. Eh sì, è costretto a rimettere dentro, a mettere dentro Bertoldo, a cominciare a fare rotazioni anche coach Anselmi, che Alberto Anselmi, giocatore delle minors, anche lui negli anni Attenzione alla gabbia del playmaker. 90-2000. Moretto in slalom, Ah, poi sì. chiama l'attacco testa Malbascia, si alza anche la difesa Patavina adesso. Marton gioca a 2 con Malbascia, ritorna sul blocco, si prende un arresto e tiro. Bellissima questa azione di Serena Marton. Ah sì, in faccia all'avversaria proprio. Dall'altra parte ottima azione di Padova che però è sfortunatissima, non riesce a concludere, ancora Serena, guida il contropiede, Malbascia prova a giocare sotto ma invece scarica su Maddalena Marton che di nuovo chiama la testa. Scusate, Maddalena Moretto. Per Tramontini dai 3 punti, sfortunatissima, gira ed esce. Gran bel tiro, ottimo posizionamento, scelta perfetta, peccato. Sbaglia anche Padova, stiamo forzando tanto i ritmi, ma è una cosa che ci può andare bene. E tocca la linea qui Maia. Poi Tramontin va a calpestare la linea di fondo, purtroppo. Sì, è stata diciamo invitata dall'avversario ad andare verso fuori e non è riuscita a usare il suo peso dalla parte dell'avversario per controbilanciarsi, è uscita, peccato. Comunque vediamo veramente una BFC col coltello tra i denti, è entrata anche Lisa Pian. Sì, a dare un po' di riposo a Maddalena Moretto che ha fatto un buonissimo inizio di partita. Buono anche l'intervento di Tramontin che poi non ci crede perché poteva forse strappare quella palla. Forse sì, comunque non le stiamo facendo giocare con tranquillità. Vedete che nonostante abbiano trovato la via del canestro, lo hanno fatto veramente con tanta fatica qui Padova. Brava Ligolta a controllare questo pallone, controllare anche il proprio corpo e a segnare da sotto in traffico. 20-6, 1 minuto e 21 alla fine del primo quarto. Perde quasi la palla Malbascia, la recupera Marton che poi attacca l'area. Malbascia da 3. Sbaglia, prende il suo però rimbalzo. Grande mentalità di Molto Sara. bene, Tronchin dall'angolo. Vabbè, da lì non occorre neanche vedere dove va il tiro. Sul listello del parchetto c'è la Tili di Giulia Tronchin. Allora Fabri, mi permetto di sottolineare una cosa bellissima, cioè Sara Malbascia non appena aveva mollato il tiro da 3 è partita come un razzo a prendere il suo stesso rimbalzo, insomma sintomo che veramente con la concentrazione oggi non si scherza. Bellissimo questo gioco a 2, poi riapre Marton, bene per Tramontin che si guadagna un fallo, abbiamo mosso molto ma molto bene la palla e abbiamo tagliato anche bene negli spazi. Sì, siamo guadagnati 2 tiri liberi, Padova assolutamente in difficoltà in questa fase di gioco. Sì, è veramente in crisi, non possiamo dire altro, ma Conegliano non è che Conegliano gli sta regalando niente. Conegliano sta veramente facendo girare la palla in maniera interessante e quindi No, stiamo costruendo delle situazioni di tiro molto bene, con grande pazienza, riaprendo il gioco quando la difesa si chiude dentro l'area. Quindi assolutamente bene per questo primo quarto. L'attacco e anche la difesa coneglianese. Segna il secondo Tramontin. e siamo 23-6, quindi Conegliano avanti. Era buona l'idea del gioco a 2, ma il passaggio era lievemente fuori impreciso, misura, diciamo. sì, impreciso.
Quindi ancora palla per Conegliano, non potrà giocare fino alla fine. Comunque ritengo che Padova debba provare questi giochi a due per aprire Conegliano, perché veramente Conegliano sta facendo tantissima pressione su Padova. Qui va a prendersi un altro fallo, Serena Martò. Credo che dopo la protesta del coach Patavino, se può, l'arbitro fischia ancora più volentieri il fallo, perché Come spesso purtroppo succede dopo quando si succede protesta. così. Comunque. Il Grava Sornione cerca di prendere le difese della categoria, ma diciamocelo che sul 9-0, 9-1 per i falli per Conegliano, adesso non so quanti siano, sono 2, 4, 7, 7-1. Certo, è vero, siamo molto verticali. E nella nostra verticalità siamo andati al 24esimo punto e c'è l'ultima azione del quarto in mano a Padova. E c'è anche il fallo tecnico per coach Anselmi, sì. perché come dice il Grava si è lamentato per un'invasione che non c'era, probabilmente coach Anselmi sta cercando di dare anche una scossa alla propria squadra con questo fallo tecnico, oltre che cercare magari di condizionare l'arbitraggio. Ma sì, ci sta comunque che nel farsi sentire cerchi di tirare l'ago della bilancia verso la propria parte, però quando poi si esagera il risultato è assolutamente controproducente, perché adesso Conegliano ha un tiro libero, ma anche la palla che dovrebbe portare a zero il cronometro, Fabri, o no? La palla rimane no, a la Padova. palla rimane a Padova, quindi saranno 14 secondi a 4. Quindi la palla è rimasta a Padova perché il fallo tecnico non era un fallo relativo al No, fallo perché di gioco? il possesso era Ok. padovano, quindi Perfetto. in teoria Naturalmente io lo sapevo, lo sto ripetendo solo a favore era solo del a favore del pubblico a pubblico casa, per ripassare le regole esatto. Anche astruse perché tra di poco questo ci sono gli gioco esami. E qui c'è un fallo sull'ottimo passo di incrocio sì. di Madison Leha Ligolt. Dicevamo Chiamiamola appunto Madison perché sì. non riesco. Madison per gli amici. Madison. Per gli amici e per noi telecronisti. Che è una laureata in kinesiologia ed è iscritta ad un master in business for small and medium enterprises all'Università di Padova. Intanto all'ultimo secondo perdiamo la palla sì. e chiudiamo questa frazione sul 25-7. Quindi ottima prima frazione di gioco per Conegliano. Sì, ma Serena Martone aveva visto Fede Pacagnan libera per il tiro da tre. Che secondo me da lì poteva anche metterla. Va bene, dai. Allora, 25-7 per Conegliano, che ha giocato molto bene questo primo quarto. Noi vorremmo lasciare spazio anche ai nostri sponsor che ci aiutano e ci sostengono, perché è grazie a loro appunto che siamo qui a raccontarvi la diretta, e anche grazie a loro che riusciamo a portare avanti tutti i progetti che sta portando avanti la società BFC Basket Femminile Conegliano. E riprendiamo la linea qui dal Pala BFC di Conegliano per questo secondo quarto della partita tra basket femminile Conegliano e Cus Padova, ricordando a tutti che tramite il link che trovate nella chat di YouTube potete votare l'MVP della partita. Quindi mi raccomando, votatelo, perché il vincitore si aggiudica un premio messo in palio dal nostro sponsor Buzz Wine, una bottiglia di Magnum. Oggi in realtà saranno 2 bottiglie di attenzione, spumante attenzione. di OCG,
perché lo sponsor appunto ha addirittura esaurito le Magnum e non riesce a starci dietro con gli ordinativi. E quindi la Esattamente. vincitrice riceverà ben 2 bottiglie di spumante. Intanto ancora un errore per Padova, è entrata nella partita anche Colombi, che recupera subito un rimbalzo, riapre per Tramontin, Pian, che è anche un po' un'esortazione. Dall'altra parte ancora un errore dei 3 punti per Tramontin. Sì, vabbè. Pian finta Non il chiamiamolo passaggio. errore perché veramente ha avuto una sfortuna pazzesca in entrambi i tiri. Mamma mia, Sera Colombi qui. Cosa è riuscita a fare? È riuscita a prendersi un fallo. Meno male perché sennò sarebbe stato passi. Però anche qui grande, grande intensità. Il tiro di... Il tiro da 3 di Mai è stato ancora sfortunato, doppio ferro. Ha girato sul ferro, Sì, sì. non era, pensavo fosse un fallo, ma non siamo in bonus, giusto, non era sul tiro. Zanardo che Uh, butta un passaggio, ma probabilmente Pian e Malbascia non hanno capito per chi fosse il passaggio e non volendo passare l'una davanti all'altra hanno lasciato che la palla andasse in tribuna. Esattamente, tra l'altro c'era un bel ragazzoccio proprio in prima fila che ha preso la palla, quindi non si sa se magari il passaggio sia stato voluto. Tanto bell'intervento di Bravissima Maia Maia. Tramontin. Colombi in contropiede in campo aperto, preferisce giocare, apre proprio per Maia che va a attaccare l'area, riapre per Zanardo che attacca la linea di fondo, si arresta, scarica bene per Malbascia che però non controlla la palla. Colombi molto aggressiva sul pallone, molto bene, molto ma molto bene Sì, molto molto questa bene. difesa di Sara Colombi. Adesso si rilassa un po' e quindi la sua avversaria arriva fino in area. Poi siamo sbilanciati sul tagliafuori nelle rotazioni difensive e subiamo un canestro da sotto. Peccato perché Colombi aveva difeso bene nella prima parte d'azione, poi si è rilassata. Ah sì, si è proprio rilassata un attimo e purtroppo abbiamo preso questo canestro. Aia. Tramontin perde la palla, cerca di recuperarla. Padova a zona in questo frangente. Dall'angolo sbaglia Nicole Pierini. E Pian prende il rimbalzo e guida adesso l'azione di Conegliano. Vediamo, libera Colombi, Malbascia si prende un fallo. Ha provato la difesa aggressiva anche Padova, ma il fallo era piuttosto evidente. Sì, in realtà coach Anselmi si è messo a zona probabilmente proprio per gestire un po' i problemi di falli della sua squadra. Però Spirito è andato a fare fallo in questa situazione che forse poteva anche evitare. Sono già 2 i falli della difesa padovana. Pian dai 3 punti, no, attacca la linea di fondo, ma Infrazione di passi. sì, infrazione Sì, di passi in partenza. che in NBA non fischiano mai, giusto E Fabri? anche in Italia ormai Neanche in si Italia, vede però poco dopo l'introduzione del passo zero, quindi è sempre un po' a discrezione. sì, comunque aveva mandato al bar la sua avversaria con questa finta, peccato. Adesso è Madison da sotto che sbaglia, lotta a rimbalzo Colombi che prende anche un colpo sulla nuca. Sì, 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 sì. Tra l'altro Madison, sai vero dove è nata? No, Dove è nata Al Madison Square al Garden, no? Madison Square Garden. Va bene, dai, allora 3 falli a Dai. 0 per Padova, quindi anche in questo quarto si complica la situazione falli per le nostre avversarie. Invece per quanto riguarda la situazione passaggi la stiamo complicando un po' noi perché stiamo veramente un po' sbagliando più di qualche appoggio. Peccato. Ancora Madison, ribalzo offensivo. Adesso proviamo a fare taglia fuori, ma controlla la palla ancora Padova con Buttazzoni. E poi è Paludetto che sbaglia da sotto. Maschietto con la palla per Tramontin. Pian preferisce giocare. Ancora zona Padova. Tramontin con la palla sulla linea di fondo per Colombi, per Pian che può prendere un tiro dal gomito. Lo sbaglia, ma era un ottimo tiro. Sì, lettura perfetta qui di Elisa Pian, peccato per il tiro.
Attenzione però perché non dobbiamo far entrare in partita le nostre avversarie, siamo riusciti a tenerle fuori fino adesso e non dobbiamo abbassare questa intensità perché comunque qui E infatti prontamente coach Pacagnan chiama un time out, intanto sul cubo del cambio c'era anche Marta Sponchi Sponchiado, pronta a sì. mettere tutta la sua energia, tutta la sua aggressività in campo. E su questo time out, un time out anche per noi. Allora riprendiamo la linea qui dal Pala BFC in questo secondo quarto in cui BFC è tornata diciamo a segnare un po' poco. Padova sta rientrando un attimo in partita anche se si trova comunque aggravata da una situazione di falli un po' pericolosa, però vediamo se riuscirà a gestirli. Sicuramente a livello di gioco è rientrata in campo in maniera molto più intensa e molto più impattante rispetto al primo quarto. Sì, 25-11, adesso 27-11 sul canestro di Colombi. Sono adesso 3 punti segnati in questi 4 minuti per Conegliano. Abbiamo un po' abbassato le medie, però ottimo intervento di Tramontina adesso che va a recuperare un altro pallone e poi va in contropiede ad aprire per Pian che rinuncia al tiro da 3. Preferisce giocare saggiamente anche. Saggiamente sì, dobbiamo adesso giocare chiaramente sfruttando questo vantaggio, ma anche sfruttando il fatto che dobbiamo provare a entrare e a prenderci ancora falli. Cortissimo il tiro di Colombi. Sì, si è fatta mettere un po' d'ansia dal fatto che era iniziato il countdown, ma eravamo ancora a 7-8 e abbiamo forzato un po' il tiro. Elisa Pian si prende molto bene questo rimbalzo, prende la palla tra le braccia nascondendola e prova il gioco 2 con Marta Maschetto. Marta non riesce a controllare bene la palla. Sara Colombi però trova Marta Sponchiado, ancora per Marta Maschetto. Un paio di contatti non fischiato su Maschietto. Adesso ancora allo scadere, sbaglia Sponchiado, lottiamo a rimbalzo. Ci sta mettendo un po' in difficoltà questa difesa a zona di Padova. In realtà non la stiamo attaccando male perché stiamo mettendo con continuità la palla dentro l'area, le nostre giocatrici, però poi non riusciamo a concretizzare. Concretizza invece dall'altra parte Lorenza Spirito, giocatrice con esperienza anche in A2 a Viterbo, tra l'altro giocatrice della nazionale non Udenti, che ha vinto una medaglia di bronzo, un terzo posto agli europei, se non sbaglio, del 2017. Conegliano in attacco con Tramontini per Sponchiado che finta il tiro, rinuncia al tiro Sponchiado, non rinuncia al tiro Elisa Pian. Però Fabri un po' forzato questo tiro di Elisa, mi è sembrato. Sì, sai cosa perché? pensi? Perché in realtà non abbiamo messo, come abbiamo fatto invece in precedenza, la palla dentro l'area, costretto la difesa a chiudersi per poi e magari... poi scaricato fuori, infatti. Esatto. Esattamente, secondo me non dobbiamo rinunciare perché questo gioco ci ha portato tanti falli. Anche questo probabilmente poteva essere fischiato, anche questo, ma non importa. Beh, diciamo che questo di Supian forse era un po' una... Sì, diciamo che poteva anche essere fischiato a Pian. Ne stava accadendo... Ma diciamolo Pian che non ci sentono gli arbitri. Stava accadendo pian pian, ma vabbè. Intanto Cazziola sul culo del cambio, ma intanto Maschietto decide fallo dalla lunetta. Sì, perché non un po' c'è... di bloccare questo stillicidio, diciamo, di punti degli ultimi 6 minuti. Esattamente, rivediamo volentieri in campo Giulia Tronchin che nel primo quarto era stata piuttosto devastante per le patavine. Esce Maia Tramontin particolarmente sfortunata nel tiro da 3, ma
con un'ottima intensità in difesa. Sì, sì, assolutamente. È lungo il tiro di Maschietto, si lotta a rimbalzo. Anche questa è una notizia che Maschietto sbaglia il libero. Sì. La Sara Cazziola che è rientrata in campo, Elisa Pian prova a rubare palla. Marta Sponchiado. Sponchiado in realtà aveva metterci una pezza, perché lì sul tagliafuori, ma soprattutto sulle rotazioni, avevamo permesso a Madison di andare a rimbalzo in attacco, e invece ha toccato la palla Sponchiado, poi siamo riusciti quindi a recuperarla. Qui ottima palla recuperata qui invece da Padova, che è riuscita a bloccare l'azione di Conegliano. La Freccia era girata dalla parte di Padova, quindi la palla 2 permette a Padova di riprendere con una rimessa. È il capitano che prova a portarla avanti, e si vede comunque la differenza del gioco di Padova quando il capitano è dentro. Vedete che nonostante la pressione difensiva di Marta Sponchiado, Alfier riesce a guadagnare il cuore dell'area e poi alzarsi in modo anche abbastanza elegante in sospensione e segnare con l'aiuto del ferro. Siamo 29-16 a 3 minuti e 3 secondi dall'intervallo lungo. Mi sembra, Fabri, che Padova abbia veramente intensificato la difesa su Marta Maschietto, che quando riceve palla in mezzo all'area viene costantemente raddoppiata o triplicata, e questo sta mettendo un po' in difficoltà Conegliano. Sarà la bravura di Marta a riaprire il gioco e alle sue compagne a farsi trovare libere sui raddoppi. Adesso rientra Giulia Vettori, rientra anche Serena Marton. Cambio per Pian e per Sponchiado. Alfier con la palla, marcata da Marton, che vedete gli lascia un po' di spazio, perché in realtà Alfier è molto pericolosa in penetrazione rispetto a quanto può essere pericolosa nel tiro da fuori. Adesso ho detto questa cosa qua e Alfier metterà quelle 6-7 bombe nel resto della partita. Sì, questo tiro era particolarmente sbilenco, però ha messo in difficoltà anche Sara Cazzola, che si è persa per il rimbalzo difensivo che sembrava semplice, e purtroppo Padova qui mette altri 2 punti e si riporta a meno 13. Vettori con la palla, sempre difesa dispari per coach Anselmi. Vediamo se riusciamo ad attaccare l'area con efficacia come abbiamo fatto all'inizio. Anche nell'angolo Tronchin va bene, Vettori, ma 3 secondi alla fine, cerca di servire Maschietto, non controlliamo la palla e Padova in superiorità va a concludere con Alfier da sotto, che appoggia facilmente per il 29-18 a 2 minuti alla fine. Momento 29-20, siamo... Scusa, 29-20. Siamo... Dai 3 punti, Vettori, è lunga, forse un po' forzata, un po' affrettata questa conclusione, più che forzata. Dall'altra parte molto brava Buttazzoni. E time out qui serve Fede. La Fede Pacagnan chiama un time out che effettivamente il parziale di questo secondo quarto penso che sia veramente impietoso. Sì, abbiamo segnato solo 5 punti in realtà in più di 8 minuti. Si sta ribaltando la situazione. Ah sì, la situazione si sta ribaltando. E vabbè, d'altronde ragazzi, non è che Padova sia proprio una squadra così da prendere sotto gamba. Abbiamo fatto un'ottima interpretazione nel primo quarto, abbiamo mollato un pochino nel secondo, ma probabilmente ci sono state anche delle scelte difensive da parte di Padova che ci hanno mandato un po' a farfalle, Fabri. Sì, sai, la difesa a zona poi ha sempre questo risvolto, secondo me, oltre che tecnico ovviamente, che ti permette di magari presidiare certe situazioni dentro l'area, di aiutare magari appunto su Marta Maschietto, che aveva messo in difficoltà la difesa di Padova, o anche le situazioni spalle a canestro che abbiamo visto di Serena Marton contro Alfier, ma poi è anche sempre un riflesso psicologico, perché ti spezza il ritmo, ti obbliga magari a prendere delle conclusioni da fuori che non vorresti, e se non segni i primi canestri magari puoi entrare
in una fase di sfiducia che Sì, esattamente, ricordiamo che non appena complica Padova ha le messo vite. giù la difesa a zona, Maia Tramontini ha sparato due bombe che si sono stampate sul doppio ferro e quindi, come dici tu Fabri, con la difesa a zona puoi soccombere oppure veramente ribaltare la partita. Ancora 3-2, ancora un po' di difficoltà al controllare la palla. Marta Maschetto rinuncia al tiro. E poi questo è veramente un capolavoro perché ha fatto una finta di tiro, palleggio a rete tiro, non da guardia ma da playmaker, con una scioltezza, con una fluidità veramente da esterna. E poi benissimo Giulia Tronchina a Ah, stoppare. sì. Sì, 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 brava, brava Giulia, brava Giulia. E brava Giulia, come Esatto. diceva Vasco. E coach Pacagnan dà qualche minuto di riposo. Rientra nella partita Maddalena Moretto. Un minuto alla fine del secondo quarto. Buona la difesa di Vettori. Poi a rimbalzo facciamo fatica e Buttazzoni la mette dal mezzo angolo. Ai ai ai. Effettivamente stiamo facendo un po' più di fatica anche a rimbalzo, mentre nel primo quarto eravamo sicuramente più presenti. Bene la palla dentro a Maschietto, bene il tiro di Malbascia che però non entra. Poi ci si tuffa sul pallone ancora una volta. Questa volta è la coppiata Malbascia-Moretto. Il Ah, sì. possesso sarà per Conegliano, ma ancora grande attitudine, grande mentalità in campo. Allora, Conegliano sul più 7, palla in mano, 41 secondi, ne ha solo 14 per concludere questa azione. Va per il tiro veloce Vettori, che può essere una scelta per poter avere poi un ulteriore tiro alla fine dell'azione di Padova. Sbaglia il tiro, ma Sì. fallo per Serena Marton. È Sì. solo il terzo fallo per Conegliano, quindi rimessa da fondo per Padova, che non potrà andare fino alla fine, appunto. Alfier con la palla, chiude il palleggio, gioca un ottimo backdoor con Paludetto che però sbaglia, si lotta a rimbalzo, ancora Moretto a uscire con la palla. Adesso sì, possiamo giocare fino alla fine. Chiama un tiro, tutta la panchina coneglianese, cerchiamo di perdere la palla, la recuperiamo, palla per Vettori, 7 secondi alla fine, vuole giocare un pick and roll, poi riapre per Moretto che può attaccare l'area, va a tirare, sbaglia, si lotta a rimbalzo ma scade il tempo, 31-24 per Conegliano. Sì, e ce ne andiamo alla pausa lunga, avanti di 7 punti. Non possiamo recriminare nulla perché veramente abbiamo visto un Conegliano nel primo quarto molto molto aggressivo, nel secondo quarto è rientrata Padova, la scelta della difesa zona da parte di coach Anselmi ha pagato e un po' di imprecisione invece al tiro da parte di Conegliano nella seconda parte del primo tempo. Comunque insomma voglio dire avremmo pagato più degli spritz che adesso andremo a berci per essere in vantaggio alla fine del Attenzione secondo perché quarto, giusto? purtroppo berremo solo un No, paio di spritz è perché vero, sta perché è arrivando vero. Un la ospite, nostra ospite ospite, d'onore. Capitan Marchioni, che ci raggiunge qua in console Allora, per siccome una breve sappiamo che intervista. quando viene la Francesca si alza anche l'audience, lanciamo gli sponsor che così sono contenti e poi... E poi A tra Capitan poco, Marchioni siamo in console. con Francesca. Allora, bentornati qui in diretta con questa partita di basket tra Cus Padova e BFC Conegliano. Scusate, sono un po' emozionato perché ho qui davanti niente po' di meno che il nostro capitano
Francesca Marchioni. Lei si stava dirigendo verso il bar, noi l'abbiamo bloccata, abbiamo fatto Bugiardo. taglia fuori e abbiamo detto vieni a fare l'intervista Fra che ci racconti un po' come stai. No, in realtà dovevo andare in spogliatoio, però Ah, ok, mi ok. avete fermato e quindi eccomi qua. Io, dai, sono in fase di recupero, purtroppo è un'annata un po' altalenante. Il ginocchio quest'anno non mi dà pace, ma insomma, grande soddisfazione l'anno scorso, ho dato l'anima, quest'anno vorrei essere in campo, ma al momento ci sono, non ci sono, quindi adesso spero di recuperare ed essere ufficialmente in campo fino a fine stagione. Esatto, anche noi lo speriamo tanto perché abbiamo visto spesso in campo quanto soffrivi, cioè si vedeva proprio da come camminavi, da come correvi, e era veramente ci toccava a noi vederti così e non possiamo neanche immaginare quanto soffrissi tu effettivamente col dolore, nonostante questo riuscivi a mettere anche 10 punti in certe partite in cui zoppicavi, comunque Fra. Adesso pensa a recuperare e Ho la testa dura. raccontaci un po' da fuori adesso come stai vedendo la tua squadra. Beh, direi che finalmente le vedo rinate, cioè questa è una partita che mi sta piacendo, veloci, grinta, passaggi. Speriamo che tengano duro perché siamo alla pausa, è lunga, quindi non vorrei sbilanciarmi. Quindi mi auguro che continuino così fino alla fine e che ce la portiamo a casa. Esattamente, noi abbiamo visto un atteggiamento veramente importante in questo primo quarto in particolare in cui lottavamo come dannate e comunque abbiamo messo sempre tanta intensità. Probabilmente sono state un po' le scelte di coach Anselmi nel secondo quarto a mandarci un attimo fuori giri, ma nonostante questo siamo davanti e quindi speriamo appunto che BFC continui su questa strada. Vuoi salutare qualcuno in particolare, Esatto. Fra? Dovevamo Eh? maledire qualcuno noi. Allora, caro Daniele, io quest'estate ti ho conosciuto alla fiera alla Alla Sagra, sagra, sì. ecco, alla Sagra e tu hai detto una cosa a Francesca che poi si è avverata. Io avevo Cioè, rimosso. no, me lo ricordavo io Hai perché fatto guarda, bene. veramente, quindi Daniele, come minimo devi presentarti qua e pagare da bere a tutto il palazzetto. Noi speriamo che la tua profezia ormai sia avverata e sia in fase di conclusione, quindi che Fra a presto sia di nuovo in campo. Francesca, in bocca al lupo per tutto e Viva il ci lupo! vediamo a presto. Certo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
Siamo di nuovo collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questo secondo tempo di basket femminile Conegliano CUS Padova, valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato interregionale di Serie B femminile di pallacanestro. Al termine del primo tempo Conegliano in vantaggio 31-24, primo quarto tutto all'insegna coneglianese, poi nel secondo quarto Padova ha recuperato molto dello svantaggio. Adesso vediamo in questi terzo e quarto come reagirà Conegliano alla rimonta padovana. Intanto una difesa molto aggressiva subito per le ragazze di coach Paccagnan Carniel. Moretto adesso con la palla, ancora a zona Padova, perde la palla Moretto, Alfier da terra riesce a recuperarla, quindi Padova in attacco con Spirito, poi ancora Alfier, aggressiva in difesa le coneglianese, recupera, anzi quasi recupera Moretto. Peccato sfortunata qui Madda Moretto. Però solo 7 secondi per Padova per concludere questa azione d'attacco. E intanto perde la palla su un'incompressione l'attacco padovano. Maschietto, assist per Marton che segna da sotto. Addirittura Maschietto che conduce il contropiede, Marton che concretizza da sotto canestro per il 24-33 per Conegliano. Aggressiva anche Tronchin nell'angolo su Buttazzone. Alfier, ancora Alfier che attacca Marton, poi chiude il palleggio, non trova il passaggio, un secondo alla fine, 24 secondi scaduti per l'attacco padovano, esulta giustamente tutta la panchina coneglianese. Esattamente, sicuramente sempre sintomo di un grande lavoro difensivo quando si riesce a mandare la squadra avversaria in infrazione di 24 secondi. E c'è stata proprio un'esultanza quasi come il gol di Grosso ai mondiali da parte di Giorgio Lotti. Adesso dall'angolo Tronchin per il suo nono punto. Ovviamente si tratta sempre di una formalità, quel tiro lì dall'angolo per Giulia Tronchin. Alfier cerca di servire palle a canestro Struic, poi è Spirito che sbaglia da sotto, recupera la palla Maschietto. Tronchin per Moretto, subito molto rapide contropiede le coneglianesi. Moretto che serve un assist a Tronchin che poi riapre per Marton. Bellissimo l'azione d'attacco anche se Marton ha sbagliato. Sì, ottima azione, ottima lucidità nelle scelte da parte dei ragazzi di Conegliano. Un po' di sfortuna invece in queste due azioni, ma ancora palla nostra perché l'ultima a toccare la palla prima che uscisse è una giocatrice di Padova. Grande intensità di Conegliano in questo terzo quarto. Sicuramente la Fede Paccagnan ha girato la manovella dello spiedo più volte, sicuramente, perché è entrata in campo con lo stesso spirito con cui è entrata al primo quarto Conegliano. Corto il tiro di Serena Marton, contropiede, transizione per Padova, però chiusa molto bene dalla difesa coneglianese, ed è Alfier dalla lunetta che sbaglia. Vuole ancora correre Conegliano, vuole forzare i ritmi giustamente, provare a giocare in transizione. Questo può voler dire anche delle palle perse, ma va bene così. Chiude bene Tronchin, questo contropiede di Spirito, poi Spirito si lamenta e viene sanzionata anche con un fallo tecnico. Sì, comunque come diceva Piero Pelù, spirito libero, quindi sarà sicuramente anche complicato per il coach far rientrare Spirito con un po' più di tranquillità. Lamentava un fallo, comunque Giulia Tronchin forse ci stava ha chiuso molto bene, effettivamente poteva esserci il fallo. No, comunque adesso benissimo Giulia che comunque è rientrata, è andata a chiudere, ci ha messo il corpo e ha fatto comunque un'azione difensiva assolutamente pregevole. Poi lì sul contatto poteva essere fischiato o meno. Sono 12 i falli per Padova, sono solo 5 quelli per Conegliano totali in questa partita. Ora palla dentro contro la zona, poi riapriamo. Buona la circolazione
Poi Marton attacca sullo stesso lato dove forse non c'era proprio lo spazio. Ottima reattività qui di Spirito che ruba palla, poi però la accompagna fuori. Ci stava forse un altro ribaltamento lì. Abbiamo 7 secondi per concludere l'azione. 36-24, 6 minuti e 54 alla fine del terzo quarto. Tronchi nell'angolo, ben marcata. 5 secondi, Marton, marcata da Spirito, prende un arresto e tiro, lo segna sulla sirena. Da paura, Serena Marton per questa azione dal peso specifico veramente importante. E ancora una palla recuperata qui su un erroraccio di Padova. E ancora Bibi Moretto a tutta velocità in campo aperto. Padova chiude, ma ancora un consegnato tra... È imprendibile questo passaggio. Cosa aveva fatto Giulia? Ha fatto un gioco a due tra Maschietto e Vettori, poi però il passaggio di Vettori nell'angolo era troppo alto. Sì, era leggermente più a nord della posizione di Giulia. Difesa forte di Vettori che non vuol far ricevere la numero 8 Spirito. Molto bene qui Maddalena Moretto. Sotto canestro, sportellate sotto canestro tra Moretto e Del Frate. Poi interviene Vettori a strappare letteralmente la palla dalle mani del Frate, però l'arbitro fallo di Moretto, vede un fallo. Ma Madda molto bene qui veramente perché ha tenuto il contatto con un'avversaria che comunque anche fisicamente più dotata di lei, eppure è riuscita a tenere, brava. Spirito dai 3 punti, esce e tira, bellissima questa esecuzione, sì. Davvero brava. Suo tiro mancino, coordinatissimo, il tempo solo di mettere i piedi a terra aveva già lasciato la palla. Qua un'infrazione dei passi perché ha esitato un po' Marton. Sì. Peccato qui Serena non riesce a trovare la lucidità per non far passi. Ancora molta pressione da parte di Vettori, si lamenta Spirito, ma Vettori è veramente, veramente asfissiante e la costringe a un passaggio approssimativo. Poi Vettori va anche a chiudere sulla penetrazione e in pratica a recuperare questo pallone. Grandissimo lavoro. Sì. Grandissimo lavoro. Adesso salutiamo la squadra della promozione che sta arrivando, che giocherà la partita dopo. E Fede, non te l'ho ancora detto, ma questa è una maratona BFC, quindi faremo il commento anche della partita. Ma allora temo dovremo trovare un mio sostituto perché purtroppo ho lo so. 2 cene. Non ti preoccupare. Intanto Marton invece si sta mangiando la difesa Maschietto sta mangiando la difesa avversaria e poi Moretto va di nuovo a recuperare sulla rimessa, a segnare da sotto. Molto bene qui, ci siamo entrati con la cattiveria, giusta, la cazzimma come si dice da queste parti, e adesso c'è un fallo tecnico. Espulso l'allenatore. Sì, per somma di tecnici credo all'allenatore, però l'allenatore dice ma forse non ci siamo capiti. Io sinceramente non ho visto, neanche il Grava ha visto perché stava giocando a Candy Crush, l'abbiamo visto. Era a livello 16.022 di Candy Crush. Quindi non sapremo mai cosa è successo. Se arrivi al 20.000 ti offrono anche il dentista gratis. Attenzione, chiediamo aiuto al team tecnico a supporto della regia. Ma chi è Pietro? In realtà è lui? Il Grava sta chiamando. Chiama Pietro in console. Chiama Pietro in console. Tra il pubblico, sperando che qualche Pietro si giri per chiedere se ha visto cosa è successo. Mandagli un WhatsApp, digli che salga in console, che così derimiamo questo dubbio. Possiamo chiamarlo col microfono come quando c'è una macchina da spostare. Va bene, intanto noi comunque abbiamo fatto partire l'organetto NBA. Ah, sì, è partito, ok. Si vede che era 27 giorni che non bevevo uno spritz, inizia a fare effetto. Va bene. Allora, Marta Sponchiado. Ecco, adesso Fabri, però spiegami perché è andata Sponchi a tirare il libero del tecnico. Cioè, in quell'occasione là... Perché in questa situazione qui è una scelta... È forse la miglior tiratrice di tiri liberi in campo, o comunque quindi una che li mette con una certa
con una certa costanza, ecco Sponchi tra l'altro. Un'altra palla recuperata da Moretto e poi Martone a chiudere da sotto per il 27-45. Non diciamo niente, dai. Niente. Trinceriamoci dietro un no comment. È un fallo in attacco sul pick and roll. Coach Anselmi non può neanche protestare. Allora io vorrei l'opinione del Grava su questo fallo. Non stavo guardando. Ma il Grava è distrattissimo. Ha puntato il livello 20.000 di Candy Crush. Di non distrarre il Grava che sta raggiungendo dei livelli incredibili a Candy Crush. Quindi Pietro ci serve per una doppia opinione. Tronkin finta addirittura il tiro, poi palleggio resta il tiro. Moretto ubriacante il suo palleggio, poi va a sbagliare in semigancio. Sì, un semigancio che però ci stava tutto. Il cubo del cambio Malbascia e Elisa Pian. Bella la rotazione difensiva di Sponchiado che poi molto intelligente. Brava Marta, veramente, il fallo ci sta, comunque la rotazione difensiva è da premiare. 2 tiri liberi. Ha rischiato quasi anche l'anticipo. Ci avrebbe bastato un attimino proprio prima. Un attimino prima avrebbe probabilmente recuperato anche il pallone, strappato il pallone dalle mani di Madison. Le ha comunque impedito di andare a segnare facilmente perché è completamente libera dentro l'area. Intanto continuano ad arrivare delle celebrità qui al Pala BFC. Appena entrato anche Nano Adriano Zanardo, una leggenda delle minors. Guarderete a Conegliano, a Quinto di Treviso. Classe 1975 può essere. Infatti me lo ricordavo ai tempi. Diciamo che è rimasto alto uguale, ecco. Sì, non si è abbassato. Non è neanche cresciuto. Intanto un avvenimento. Tronkin sbaglia un tiro dal mezzo angolo. Esattamente. Però va a lavorare di fisico su Struic. Poi una palla recuperata ancora. Sì. BFC 45, Cus Padova 28, sono 3 minuti e 41 quelli che mancano alla fine di questo terzo quarto. C'è Serena Martoni in attacco. Marta Sponchiado ferma la palla di nuovo su Serena Marton. Serena gioco a 2 con Malbascia, prova il tiro da 3, è corto, molto corto, forse anche toccato dalla difesa. Buca l'anticipo Pian. Contropiede 3 contro 1. Arriva addirittura Sponchi dal nulla, ma anche qui Sponchi ci è mancato un pelo che non recuperasse questa palla. Brava Marta. Comunque ha segnato Padova e sono 30 adesso i punti per la compagine Patavina. Sponchiado per Pian che serve Malbascia in mezzo all'area, che con l'amico tabellone da posizione centrale riesce a inventare. Voleva far così, giusto? Diciamo che questi tiri bisognerebbe dichiararli come a biliardo. Sì. O come a Horse. Poi un intervento molto deciso di Tronkin, sì. Sicuramente falloso. For sure. Tramontin Zanardo sul cubo del cambio. 2 veterane, direi. Classe 2003, classe 2006. Per dare comunque il cambio a Tronkin e Marton. Classe 2004. 2004 tutte e due, esatto. Ah, che ne sanno i 2000 Fabri? Va bene. Lorenza Spirito mette il primo tiro libero per il 31-47, mette anche il secondo, 32-47 a 2:42 dalla fine del terzo quarto. Sponchi con la palla per Tramontin, attacca l'area, poi serve direttamente Paludetto, contropiede di Padova, e poi si va a spalle a canestro, ovviamente da Madison contro Zanardo, ma Zanardo non è lì per farsi spostare. È stato falloso per lei. Sì.
ma ci sta, non siamo neanche in bonus, quindi sarà rimessa da fondo. Ma il fallo è stato fischiato a Malbasha? Alla 10 credo. Sì, a Malbasha. Ah, Malbasha, ok. Sportellate proprio tra Malbasha e Madison. Errore 3 punti, ma è proprio Madison a contestare il rimbalzo. Una palla contesa, in questo caso una palla alla difesa perché la freccia dice che la palla è coneglianese. Ed è Marta Sponchiado che guida qui l'azione. Gioca subito su Sara Malbasha, che ribalta su Maia Tramontini. Ancora Marta Sponchiado, Sara Malbasha. Ottima circolazione della palla da parte della BFC. Peccato però qui Marta Sponchiado perde la palla, ma Malbasha capisce tutto. Almeno un paio di secondi prima ha letto la situazione e poi è lei dall'angolo. Peccato. Sbaglia, prendiamo rimbalzo in attacco. Lo Sponchiado. Fallo sicuramente sul tiro di Malbasha, ma è Zanardo a recuperare la palla, poi a riperderla. C'è un fallo sicuramente. Sì, mi Elisa sorprende Piano. un po' come non sia stato fischiato il fallo su... Ma chi è che ha fatto questa confusione? No, sto cercando di capire chi aveva questa voce così forte. È la vice allenatrice di Padova. Sì, probabilmente è proprio lei, Elena Corà, che ha preso il posto di Si fa Coach sentire, Anselmi, che esatto. è stato espulso per somma di falli tecnici. Ah, sì. Guai a farla arrabbiare a casa. Segna secondo Paludetto per il 33-47 a 1,28 dalla fine del terzo quarto. Mette ordine Tramontin, Malbasha spalle a canestro, riapre per Pian dai 3 punti, è corto il suo tiro, lotta a rimbalzo Zanardo, Brava esce col Giorgia. pallone, Tramontin in mezzo all'area, riapre per Sponchiado dall'angolo, e il suo tiro, la mette Sponchi. 33-50 per Conegliano, un minuto alla fine del terzo quarto. Tiro da 3 di un'importanza fondamentale per Marta qui. E Conegliano che sta girando bene la palla, Fabri. Cosa pensi? Sì, no, stiamo giocando bene, ma abbiamo giocato bene anche nel terzo quarto. Ci eravamo un po' bloccati contro la zona, adesso abbiamo ritrovato un po' di fiducia, di fluidità. Sponchi da 3 era tentata a metterla ancora. Tramontin dall'angolo. È lungo il suo tiro. Il campo aperto, Buttazzoni. Bellissimo. Bellissimo. Ne ha fatto uno uguale nel primo, Sì, esatto. nel secondo quarto. Assolutamente, stavo pensando alla stessa cosa, che proprio Sì, ha sì. questo movimento di arresto e tiro arrivando in velocità che non è semplice da coordinare. 6 secondi alla fine del quarto, Sponchiado vuole prenderla, lei il tiro, esatto. E lo vuole prendere perché se lo sente nei polpastrelli. Sponchi. Tanta roba ragazzi, tanta Sì. roba. Marta Sponchiado classe? Beh, Marta Sponchiado classe 2006, quindi Cioè una veterana anche lei di questi campionati. una maturità nella gestione di questa palla. Lei voleva prendersi questo tiro. Lei se lo sentiva questo Sì, tiro sì. perché ce l'ha e perché si allena sempre, tutte le sere, con questo tipo di intensità, con questo tipo di voglia e quindi si merita tutto quello che raccoglie in campo e anche di più. Adesso 2 minuti di pausa, diciamo che prima di dare la linea ai nostri sponsor ricordiamo che è possibile votare l'MVP o meglio l'MVB della partita che sarà appunto... Mi hai tagliato, Sì, Andrea? no, cioè sei in diretta Fabri. Sono ancora in diretta. No, stavamo Dicevamo, vedendo che l'MVB siccome abbiamo tantissimi voti, il conteggio questa sera sarà particolarmente lunghissimo, complicato. però Per potete cui vi continuare a invitiamo votare. a votare ancora. Questa sera eccezionalmente non ci sarà la Magnum, ma ci saranno 2 bottiglie di spumante di OCG della ditta Bazzo Wine. Quindi Votate, potremmo votate, votate. addirittura pensare ad un doppio MVP eventualmente. Esattamente. Ok.
2-1. E siamo ancora qui, scusate, ci stavamo perdendo perché stiamo conteggiando i voti per l'MVP e abbiamo qualche difficoltà perché quando i voti superano il migliaio il nostro sistema ancora deve aggiornarsi. Si Però. sta mettendo in crisi i nostri server questa Sì, votazione, però esattamente. insomma, ci stiamo attrezzando. Sì. Tra l'altro Fabio, scusami, dov'è la sala server qui che non l'ho ancora individuata? Abbiamo un cavò con Ah, dentro cioè. questi processori potentissimi che elaborano tutti questi dati. Ok. Ci Bene. fanno avere in tempo quasi reale. Ma nel cavo abbiamo anche la prima lavagnetta di Coach Tomei. Fracassata e ricostruita pezzo su pezzo. Il mister Tomei, dici? No, Che salutiamo sempre. ho rischiato la vita il giorno in cui lo chiamai mister, quindi va bene. Che salutiamo e ci facciamo comunque a cui facciamo i complimenti. Sì, esattamente, ho sta visto che è finito dominando anche sul giornale. la classifica, sta Sì, dominando il campionato. Tra l'altro saremo ospiti della sua squadra sabato prossimo. Sarebbe il Sarà caso molto di dura. prendersi una bella pausa, quindi Coach Tomei prossima settimana manda tutte le ragazze in viaggio premio. Arrenditi alla legge dei grandi numeri. Esatto. Concedi questa partita. Intanto Padova sbaglia il tiro dalla media. Conegliano rapidissima in attacco, Zanardo attacca, riapre, Malbascia, buono il movimento di palla coneglianese, Sponchiado per Pian dai 3 punti, sbaglia Pian, Zanardo con l'aiuto di Malbascia recupera questa palla contesa che sarà ancora per Conegliano. Soddisfazione sulla panchina coneglianese, coach Carniel applaude e dà indicazione allo stesso tempo dicendo tira. Probabilmente a Sponchiado che non si tira indietro e tira, bastava dirglielo in effetti. 56-35, Sponchiado sta aprendo, credo dai voti che vedo, sta aprendo il suo frigorifero per fare posto. C'è un po' di frighi in ballo. Esatto, ma dall'altra parte Lorenza Spirito ha deciso che almeno la sua partita non è finita, la mette da 3 punti. Sono 11 punti per lei. Perdiamo la palla in attacco. Dai però sveglia dalla difesa di Conegliano. Dicono perché non bisogna assolutamente comunque abbassare la guardia. Ricordiamoci che Padova è comunque una squadra ben dotata. Nonostante oggi abbia qualche assenza in più, non è mai un avversario da sottovalutare. Quindi anche sul più 18 dobbiamo stare molto attenti. Zanardo mette grande pressione su Spirito. Adesso è addirittura maschietto. Spirito va a segnare addirittura con la mano destra, che è la sua mano debole, facendoci vedere che ha una grandissima padronanza dei fondamentali di questo gioco. Adesso difesa pari per Padova. Palla ancora dentro, maschietto. Riapriamo per Pian. Sponchiado. Pian per maschietto. Un po' corto il suo tiro, ma Sponchiado lotta a rimbalzo, dice l'ultima a toccare è stata lei. Comunque molto ben giocata ancora questa azione con Pian che rinuncia al tiro da 3, vede dentro Marta Maschietto, gioca benissimo su di lei. Marta Sponchiado indemoniata su ogni pallone. Che atteggiamento, ragazzi! Mamma mia, che bella partita che stiamo vedendo dal punto di vista della mentalità per Conegliano. E teniamo conto che questa ragazza purtroppo negli ultimi mesi, a causa di un problema fisico che la sta un po' assillando, si sta allenando ma non al 100% delle sue possibilità, quindi l'energia che mette in campo, l'intensità che mette in campo non è neanche tutto il suo potenziale. Eccola qui, intanto stava recuperando anche questo pallone. Sì, è veramente una presenza, è presente ovunque, non è assolutamente scontato il suo posizionamento in campo perché appare dal nulla in tutte le zone del campo. Buttazzoni dai 3 punti, sbaglia, Pian cerca di schiaffeggiare la palla ma poi se la riprende fortunatamente. E poi dietro la schiena per Zanardo, riapre per Sponchiado che ci pensa dai 9 metri a sto punto e fa bene, ma farebbe bene anche a non pensarci a tirare, infatti adesso tira. Leggermente lunga.
Sì, diciamo, comunque secondo me ha fatto bene a esitare sul benissimo a primo tirare. tiro, perché dobbiamo Certo. ricordarci che la partita va tenuta dal punto di vista anche mentale, quindi 24 secondi vanno sfruttati tutti. Più 16 Conegliano, con Maia Tramontin con la palla in mano che gioca su Giorgia Zanardo, ancora Maia Tramontin sull'angolo per Marta Sponchiado che libera Elisa Pian. Gioca sotto per Marta Maschietto che manda tutti al bar e va a prendersi questo canestro. Grande Fa finta. finta di riaprire il gioco e poi invece va ad attaccare l'area. Sì, è vero, perché Elisa Pian probabilmente Sì, recuperando la palla assolutamente. aveva un piede fuori, ma Sì, no, ottima anche azione tutti e due difensiva. Probabilmente praticamente. tutti e due li aveva Non ho- proprio sullo strazio, Però quello a fianco al culo. ribadiamo, questo è l'atteggiamento di c'è Francesco che ha messo il massimo Shark Dog. E si Adesso sta anche lamentando perché lo disturbiamo Esattamente. con la nostra telecronaca. Cercheremo di parlare un po' più piano. No, ma lascialo stare, dai. E intanto Colombi e Marton sul cubo del cambio per Sponchiado che esce tra gli applausi e Maschietto che esce a sua volta tra gli applausi. E oggi è un casino, Fabri. A parte che ci sono tanti voti per l'MVP, ma se anche qualcuno arrivasse a pari merito sarebbe ben difficile determinare chi. Vedo in difficoltà anche i nostri spettatori che distribuiscono i voti davvero fra diverse giocatrici. Buttazzoni chiusa bene da Colombi e Colombi proprio a recuperare la palla, poi la riperde purtroppo. Zanardo invece la recupera, può attaccare, apre per Marton che si prende un tiro dolcissimo dai 4 metri e mezzo per il 40-60, conto tondo a 6 minuti dalla fine. Entusiasmo sulla panchina BFC, giustamente, perché quest'anno è stato fino ad ora abbastanza avaro di Sì, è soddisfazioni. stato avaro di soddisfazioni, ricordiamo 3 vittorie di fila che ci avevano fatto un attimo ritornare, rinverdire gli antichi fasti dello scorso anno, ma poi tanta sofferenza, però anche tanto lavoro immagino in palestra, perché comunque tra gli infortuni, tra un po' di sfortuna e sicuramente il fatto di affacciarsi a una nuova categoria che è più sfidante, tutti questi diversi aspetti messi assieme hanno creato una grandissima difficoltà per Conegliano e sarebbe importante adesso decidere di tirare una bella riga e provare ad affrontare tutte le partite così, anche quelle sulla carta impossibili da giocare. Quando ci mettiamo questo tipo di intensità diventano più abbordabili e sicuramente fanno crescere tanto la fiducia della squadra e di questo abbiamo bisogno. Sì, assolutamente, anche perché l'abbiamo sempre detto, poi la prima squadra è un po' il fiore all'occhiello di tutto il movimento, di tutto il nostro settore giovanile e quindi deve essere anche un esempio, se non altro per mentalità e per impegno, per tutte le ragazzine che fanno parte della nostra società, al di là ovviamente dei risultati e dell'esito delle partite. Ecco. Sì, infatti il risultato sportivo è sempre un aspetto importante ma collaterale, l'atteggiamento e la voglia di mettere tutto in campo è sicuramente un qualcosa che non si può discutere, non possiamo recriminare per nulla nel momento in cui facciamo il massimo. Padova recupera la palla, poi Colombi costringe all'errore la sua avversaria e recupera a sua volta il pallone. Sul cubo del cambio Maddalena Moretto per Elisa Pianna. Ah sì, oggi a Padova è mancato l'ossigeno, ma gliel'ha tolto Conegliano. Sì, decisamente. Ricordiamo anche le due assenze importanti per la squadra padovana. Ripetiamo, Gasparella e Grimaldi, due giocatrici assolutamente importanti, però un'ottima partita di Conegliano, sia in attacco che in difesa. Metà del quarto, 40-60 il punteggio per Conegliano. Chiama a testa Maddalena Moretto. Poi va a chiudere Che sfortuna! Poi l'arbitro fischia anche fallo sul tentativo di recuperare la palla. Un po' di nervosismo. Beh, è stata molto sfortunata Maddalena, veramente in questa azione. Da parte di Strujic.
Dina Struic, laureata invece in sociologia e economia, anche lei è iscritta a un master in International Business for Small and Medium Enterprises all'Università di Padova. E intanto Alfier velocissima sulla linea di fondo. Ma come fai Fabri a sapere tutti i corsi a cui sono... Perché sai che lavoro all'università, quindi poi... Vabbè. No dai, faccio un po' di lavoro durante la settimana per cercare in qualche modo in internet di raccogliere qualche informazione sulle Qua si vede giocatrici tutto, infatti guarda, avversarie. è un piacere lavorare, è un piacere fare telecronache con Fabri perché arriva sempre veramente preparato. Però sono stupito che riuscisse a sapere anche i corsi, va bene. Ancora Padova in attacco con Buttazzoni, gioca a 2 con Struic, ma lestissima Marton a recuperare la palla e poi dietro la schiena per Tronchino addirittura, ed è showtime qui al Pala BFC. Esattamente, quindi Fabri pare che BFC si sia iscritta in toto ad un master in cattiveria ed agonismo, perché davvero? Veramente chiaramente adesso ci si lascia andare sulle ali dell'entusiasmo anche a qualche azione un po' più leggera, però è indubbio il fatto che lottiamo tantissimo e stiamo difendendo molto bene. Tanto sono 11 punti per Tronchin. Sì, anche Tronchin, anche a casa Tronchin secondo me stanno cercando di spostare la carne, mettiamo qualcosa nel ghiaccio, vediamo. Sta spostando gli yogurt probabilmente. Esatto. È un'altra recuperata di Marton, perché che non guarda tabellone, non guarda niente. Continua a giocare. Vettori con la palla. Proprio per Marton, per Colombi. 6 secondi alla fine dell'azione. Vettori sfrutta il blocco, poi è corto il suo tiro. Scadono i 24 secondi perché non tocca il ferro. Sì, tiro corto, però ancora una volta azione congegnata benissimo con Giulia Tronchin che fa il blocco e libera Giulia Vettori allo scadere per il tiro. Quindi comunque una gestione oculata dei 24 secondi, un tiro che ci stava. Sintomo insomma di una maturità che oggi ha contraddistinto Conegliano. Tra l'altro, volendo dirla tutta, avremo anche una differenza canestri da gestire. Abbiamo perso l'andata di 13 punti, 62-49. Sì, è vero. Non si sa mai, è vero che al momento Padova è al a momento 16 punti, noi è a 6. Far away Padova. Sarà un po' difficile riuscire ad agganciare squadra padovana. Infatti Fabri, diamo un attimo un'occhiata, com'è la situazione nelle retrovie? Allora, nelle retrovie c'è il Basket Roma Trieste a 2 punti e poi ci siamo Muggia e noi prima di questa partita a pari punti, a 6 punti con scontro diretto a favore, e poi abbiamo Bolzano e Sarcedo, Bolzano a 10 punti, Sarcedo a 12. In realtà è a 14 punti diciamo la salvezza, quindi un po' distante ormai. Tanto Colombi dai 3 punti, si sblocca anche lei per il 43-63. Poi un'altra rotazione difensiva davvero notevole da parte di Giulia Vettori, che arriva dal lato debole e va a chiudere, a subire anche un contatto. Ultimi 2 minuti e 40, 43-63 per Conegliano. Cazziola con la palla, gioca a 2 con Tronchin, subisce contatto, scarica molto bene per Marton, peccato, ma anche questa è un'ottima azione. Spirito con la palla, probabilmente la formazione padovana, oltre alle 2 assenze importanti, non si aspettava una Conegliano così determinata. Ancora contropiede, sbaglia da sotto Marton, recupera proprio rimbalzo in mezzo a una selva di mani avversarie. Poi Colombi con il suo classico floater dalla media. Sì, perché ci ha pensato a scaricare fuori, poi ha detto ma no, me lo prendo questo tiro e lo metto con il movimento del cigno. Esatto, per il più 22 coneglianese.
Ah, sì. Niente male, ragazzi, come Ancora Moretto sul cubo del cambio, darà un cambio a Giulia Tronchini, e questo sì che è un cambio per gli applausi, perché Giulia ha fatto veramente una ottima partita questa sera. sì. Al di là dei suoi 11 punti, che probabilmente in Serie B sono il suo career high, però ha fatto una partita molto solida anche in difesa. Colombi con la palla, rinuncia al tiro Serena Marton, poi palleggio restrittivo dalla media, rimbalzo in attacco di Cazziola, altri 14 secondi da giocare. Giulia Vettori da 3, la mette, adesso Conegliano dilaga, ovviamente l'inserimento di Giulia Vettori dato una dimensione in più alla squadra coneglianese, perché oltre a segnare, oltre, avete visto, a difendere in modo aggressivo, oltre a leggere delle rotazioni difensive a cui poche sono abituate, poi ha anche grande controllo dei ritmi della partita. Ancora Moretto in contropiede, ottima anche la sua partita. Allora possiamo dire, Fabri, che mia mamma può buttare la pasta? Possiamo dirlo, Sì, manca sì. un minuto, siamo sul 43-69 per Conegliano. Conegliano vince finalmente, nuovamente, una partita. Padova ormai è probabilmente anche un po' in bambola. 40 secondi, sarà rimessa laterale per Conegliano. Moretto, chiamare testa, c'era Serena Marton che chiamava la palla a spalle a canestro, invece ribaltiamo e perdiamo la palla per un contropiede del Frate, che segna facilmente da sotto. Giustamente Vettori non va neanche a ostacolare, a rischiare dei No, no, falli giustamente o siamo peggio degli infortuni. 69-45 e qui insomma la partita scema. Fabri, adesso noi avremo il conteggio degli MVP da fare, quindi diciamo che dopo il tuo commento a fine partita diamo spazio agli sponsor, ma aspettiamo i nostri amici qua a festeggiare con le MVP di questa partita, questa importantissima vittoria. Quindi qualche minuto di pausa con noi in cui facciamo girare i nostri sponsor, poi l'MVP, poi vi ricordiamo che la maratona BFC continuerà con la telecronaca della partita della promozione tra Basket Femminile Conegliano e Valbelluna.
cazzo. Vabbè, Allora, siamo qui con le MVP, perché oggi sono due, cazzo. di questa partita di Conegliano contro Padova. Allora abbiamo Marta Sponchiado e Giulia Tronchin, due ragazze molto veterane, giusto? Sì, sì. Raccontateci quanti anni avete, scusate? 25, 27. 27, tu 40, ok. Ecco, quindi sono una classe 2004 e una classe 2006, giusto? Bravissime, complimenti. Giulia, hai messo un'intensità pazzesca oggi in difesa, oltre ai classici tiri dalla tua Quelli non mattonella. mancano, quelli non mancano. E Marta, hai spaccato tu la partita con dei tiri da tre che ti sei presa con una maturità incredibile per la tua età. Quindi io adesso passo il microfono a Marta, quindi Giulia fa una domanda a Marta, Marta fa una domanda a Giulia e poi salutiamo i nostri amici. Però soprattutto vi consegno il premio messo a disposizione dal nostro sponsor Bazzo, quindi sono due bottiglie di Prosecco. Avvisate i genitori che facciano spazio nel frigorifero. Vi passo il microfono. Ma lo dai, Ovvio, lo dai ovvio. Allora, guardate in telecamera. Oddio. Oddio. Allora, vai. Vai, Prima domanda. inizia tu, Allora. Giulia. Cosa pensi che abbia funzionato oggi? Sicuramente rispetto alla partita di San Martino e alle altre partite, le percentuali si sono alzate, l'intensità difensiva si è alzata e questo ha sicuramente contribuito alla vittoria e penso anche ce lo meritiamo dopo questo periodo difficile comunque, dopo queste settimane difficili. Abbiamo cambiato molte cose e siamo state brave a reagire. Che dire, una prestazione fantastica, secondo me, monumentale. E oggi tiri liberi quasi Tiri liberi. 100%, devo dire, c'è da dire quasi 100%, anche con qualche tecnico, probabilmente. Anche con qualche tecnico, Cosa sì, hai da sì. dire su questa partita Spero monumentale? che sia la prima di tante. Che continuiamo così comunque tutte a mettere intensità nel gioco e giocare di squadra. Perfetto, ragazzi. Bene. Allora, grazie, riprendo il Vai, vai. microfono. Vi saluto, complimenti. Allora, mi raccomando, guarda, sai che la Giulia, anche tu da atleta consegna, quindi saranno molto contenti a casa. Però complimenti ancora ragazze, bravissime. Ci vediamo alla prossima partita e vi aspettiamo sempre numerosi qui. Continuate a seguirci, a seguire le partite della BFC e a presto. Ciao!
Ed eccoci di nuovo collegati con il Palasport Giovanni Paolo II di Conegliano per questa partita della terza giornata del girone di ritorno del campionato di promozione. Abbiamo di fronte BFC contro Valbelluna, quindi Valbelluna prima in classifica, 9 su 9 vinte fino ad ora. BFC a 4 punti invece, vinto 2 partite su 9. Valbelluna, la squadra sicuramente con tanto talento tra le sue giocatrici e anche tanta esperienza. Abbiamo anche qualche vecchia conoscenza ex BFC come sicuramente Beatrice Cason. Palla persa da Valbelluna, 9-12 alla fine del primo quarto, punteggio di 2-0 perché le ospiti hanno già segnato mentre stavamo iniziando questa diretta, che è questa partita che è iniziata con un minuto di silenzio per commemorare Gigi Riva. Un minuto di silenzio stabilito dal CONI su tutti i campi di tutte le manifestazioni sportive, giustamente. E intanto con un tiro in allontanamento la 23 Frigo va a sbagliare, rimbalzo per Sgarbossa che poi non riesce a servire Sonego, quindi ancora un possesso per Valbelluna con Piccirillo. Adesso Cason proprio con la palla, mezza casa, spalle a canestro Dotlic che serve benissimo Frigo, segna da sotto però. Bello l'assist di Dotlic, giocatrice di origine serba. Tanto Just con la palla va a attaccare, ma perde poi il pallone, recuperato da Sgarbossa che va a attaccare in mezzo alla difesa e poi con una finta di passaggio e un Eurostep va ad appoggiare il tabellone per il primo punto della squadra coneglianese. Cason con la palla, riapre per Ceolin, mezza casa sbaglia da sotto e Just a ripartire in palleggio, raddoppiata addirittura, perde la palla. Ancora Dotlic che va a servire ancora Frigo che conclude facilmente da sotto per il 6-2 bellunese. Poiana con la palla, Just gioca un pick and roll per poi servire ancora Poiana, Sgarbossa a metà campo, pick and roll con Collotto, poi riapre per Just, cerchiamo di servire Collotto ma Frigo molto attenta in difesa dentro l'area. L'arbitro fischia i 5 secondi, a questo punto Sgarbossa decide di tirare da 3 punti, il tiro era abbastanza dritto ma altrettanto corto. E ancora Dotlic che serve ancora Frigo, rinuncia al tiro ed è velocissima Sofia Giusta a intercettare e andare a chiudere mano destra per il 6-4, sempre per Valbelluna. Cason attacca la linea di fondo, ribaltamento per Dotlic che serve Cason completamente libera, prova ad andare a chiudere con l'8 ma Cason aveva potuto tagliare sulla linea di fondo, praticamente non seguita dalla difesa, quindi ha ricevuto facilmente sotto canestro. A questo punto c'è un time out in campo e c'è un time out anche per noi, il nostro regista e cameraman Double T.
E siamo di nuovo in diretta qui dal Pala BFC per questo primo quarto di pallacanestro femminile conegliano contro Basket Valbelluna. Sono Fabrizio Torazza ai microfoni con Double T, Tommaso Torazza alla regia e ai microfoni. Intanto è Sgarbossa a sbagliare il tiro, ma è Sonego a recuperare il balzo d'attacco, poi Poiana subisce fallo, si lamenta il pubblico ospite, ma si lamenta anche Double T che cerca subito di litigare con un tifoso bellunese, distraendosi ovviamente dalla partita. Adesso un buon gioco a due tra Sonego e Poiana, che però viene prontamente raddoppiato nell'angolo. L'arbitro fischia un fallo e ancora diverse proteste dalla tifoseria ospite, che si assiepa sul lato sinistro delle tribune del Pala BFC. Tanto entra nella partita con il numero 18 anche Francesca Piccirillo. Dai 3 punti Sofia Giusta, è lungo il tiro, come commenta in maniera definitiva anche coach Zanato sulla panchina del BFC. Muove bene la palla Valbelluna e proprio Piccirillo prende il tiro dalla media, lo sbaglia. Poiana in campo aperto, attacca alla linea di fondo, poi decide di giocare. Collotto decide invece di prendersi la bomba da 3 punti, si lotta a rimbalzo, ne esce Beatrice Cason, ricordiamo ex nazionale under 19. Frigo vuole servire Dotlic in angolo, ma il passaggio non è molto preciso. 8-4 a 5-19 della fine del primo quarto per Valbelluna, ma BFC con Sofia Giusta a superare la metà campo. Double T, cosa dici di questo inizio di partita? Fammi un commento tecnico. Beh sì, vediamo un punteggio comunque non una differenza non altissima di punteggio, però le giocatrici del BFC stanno abbastanza soffrendo sia in attacco che in difesa, anche con errori banali, ma anche con proprio bravura delle giocatrici avversarie. Sì, ricordiamo molto più esperte. Adesso abbiamo una stoppata di Dotlic su Sofia Giust, che è andata ad attaccare direttamente il ferro, e adesso abbiamo Valentina Collotto che subisce invece la stoppata di Frigo, che a sua volta va a involarsi in contropiede. Poi diciamo che il terzo tempo sul lato sinistro è un po' approssimativo e il ferro non la premia. Giust si arresta giustamente in lunetta, come dice Dan Peterson, e poi un fallo sul tiro da 3 punti di Marta Poiana, un po' ingenuo probabilmente questo fallo per una giocatrice esperta come Dotlic, Dehana Dotlic, giocatrice del 1982. Esce dalla partita a prendere un po' di riposo Alessia Frigo ed entra in campo con il numero 21 Francesca Gaio, capitano, anche lei ex BFC. Segna il primo tiro libero Marta Poiana per il 10-5. Sfortunata sul secondo tentativo Marta. È corto anche il secondo, ma va a prendere il proprio rimbalzo. E invece no, è l'ultima a toccare proprio lei. Quindi sarà rimessa da fondo per Valbelluna con Piccirillo. L'arbitro fa effettuare nuovamente la rimessa. Efficace il pressing coneglianese che mette poi in difficoltà l'attacco biancorosso, ma poi buono ribaltamento, un fallo sul cubo del cambio. Arianna Jacob, neo maggiorenne da 2 giorni, e con lei anche Livia Torazza. Danno un po' di minuti di riposo a Sgarbossa e a Sonego. Cambio anche per Deana Dotlic, per coach Piazza. La rimessa di Ceolin per Gaio che serve sotto canestro, proprio Ceolin che sbaglia, abbastanza libera. Adesso è addirittura Collotto a superare metà campo, serve prontamente Giust, cerca una linea di passaggio libera, poi decide di attaccare, ma ben chiusa da Ceolin.
Adesso è Torazza con la palla, che l'arbitro fischia i 5 secondi. Jacob per Poiana dai 3 punti. Sbaglia, ma rimbalzo di Torazza, che va poi a tirare, a subire un fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei. Sul 10-5, 3:49 dalla fine del primo quarto. Si lamenta coach Zanato per la scelta di Sofia Giust. Tanto 2 tiri liberi per Livia Torazza. È buono il primo. 10-6. Corto il secondo. Raddoppiata poi Piccirillo, e quindi una palla recuperata per la difesa coneglianese, che subito allungato, si è subito allungato su tutto il campo. Si è potuto mettere buona pressione. Torazza con la palla, va a attaccare in palleggio, poi guadagna la linea di fondo, va a appoggiare al tabellone per il 10-8 e coach Piazza vuole parlarci sopra. A 3:37 dalla fine del primo quarto, Conegliano ancora in partita. 10-8, un time out in campo, è un time out per far girare anche i nostri sponsor, che ringraziamo sempre per il supporto che ci danno. Una diretta. Ed eccoci di nuovo in diretta qui dal Pala BFC per questa terza giornata di ritorno al campionato di promozione pallacanestro femminile Conegliano contro Valbelluna. 10-8 per Valbelluna, 3:35 dalla fine del primo quarto. Double T, cosa ci dici di questi primi minuti di gioco? Beh, la situazione non è cambiata, sempre quella, anche se con l'ingresso di Livia Torazza e di Arianna Jacob sembra che le giocatrici abbiano preso un po' di fiducia. Adesso però dobbiamo vedere come andrà dopo, perché non abbiamo visto abbastanza per poter giudicare quello che sta Purtroppo questo succedendo. bel contropiede poi non è andato a buon fine. Non siamo riusciti a segnare da sotto canestro, poteva essere il tiro del pareggio. Dall'altra parte Valbelluna sbaglia a sua volta, si lotta a rimbalzo e Gaio che recupera poi il controllo del pallone. Francesca Gaio, capitano, e va a subire fallo, ma solo un fallo per BFC, quindi non ha ancora esaurito il bonus, al contrario della squadra del Valbelluna, quindi sarà rimessa da fondo, gestita proprio da Beatrice Cason. Proprio lei a ricevere di nuovo, gira bene la palla la squadra di coach Piazza, ma è altrettanto attenta alla difesa di BFC. Adesso un tiro da 7 metri di Ceolin, sbagliato, ma poi recuperato il rimbalzo. Asfissiante la difesa di Sofia Giust. Ancora un tiro che colpisce lo spigolo del tabellone. BFC può volare in attacco con Poiana, che può attaccare il ferro e lo fa. Poi perde la palla. Sul cubo del cambio per coach Piazza abbiamo numero 16 mezza casa. Gaio con la palla. Ancora lei, spalle a canestro contro Jacob. Tiro dall'angolo sfortunato, ma a rimbalzo si fa tanta fatica. D'altra parte la squadra bellunese ha alcune giocatrici anche abbastanza lungo. Tanto esce Valentina Collotto e entra nella partita anche Rime e Larchi. Sofia Giust con la palla.
e Larchi per Torazza che vuole attaccare il centro dell'area, mano sinistra, sbaglia il tiro anche perché intervento difensivo di Gaio abbastanza determinata, e poi sempre Gaio che riceve post alto, ruba Jacob, può attaccare, serve Torazza che può sbagliare da sotto canestro, libera, e quindi questo pareggio non vuole arrivare. Purtroppo abbiamo sbagliato alcune soluzioni veramente facili da sotto canestro che potevano darci il pareggio e addirittura il vantaggio. Ancora un cambio per coach Piazza, tanto rimessa per Torazza che serve Jacob in angolo, può giocare spalle a canestro. Adesso è Just che attacca l'area molto bene, si appoggia al tabellone e va finalmente a pareggiare il punteggio sul 10 pari a 1 minuto dalla fine del primo quarto, ed è già un risultato abbastanza inaspettato. Bellissima azione del Valbullone, poi sbaglia anche Frigo da sotto canestro, raddoppiata Just, però serve Poiana, poi perde la palla purtroppo Poiana, ma la perde a sua volta anche Cason. Probabilmente un po' di poca concentrazione, un po' di superficialità anche per le ragazze bellunesi che, ricordiamo, all'andata avevano vinto facilmente per 62-27. E ricordiamo anche che questa partita l'assenza per Conegliano di Alice Dalpos, che nei prossimi mesi sarà in Erasmus, addirittura in Lituania, una forzatura per Torazza completamente fuori misura. Adesso va anche a commettere fallo su mezza casa. E entra nella partita anche Julie Lapeciabis per Sofia Just. Ancora una rimessa da fondo, si lamenta coach Piazza con l'arbitro, poi completamente libera sotto canestro Pontello. Recuperiamo una palla con El Harki, Poiana in campo aperto, rinuncia al tiro, Torazza finta il tiro, arresta il tiro, cortissimo, scade il tempo, sul 10 pari alla fine del primo quarto, ed è già una notizia. Cosa dici, Double T, di questo primo quarto allora di Conegliano, di BFC contro Valbelluna? Allora, dopo l'ingresso di Torazza e Jacob si è visto un cambiamento e sicuramente adesso sono anche arrivati in parità, però vedo una presenza a rimbalzo quasi nulla del BFC che rende le cose un po' difficili, anche perché stanno sbagliando tanto le avversarie, però prendono anche tanti rimbalzi. Anche perché, come ci ricorda coach Svalduz, chi controlla i rimbalzi Controlla le partite. controlla la partita. E con questo tuo commento e questa tua lettura di questa seconda parte del primo quarto, in cui l'ingresso di Jacob e soprattutto di Torazza avrebbe riequilibrato le cose, commento assolutamente imparziale, possiamo lasciare un po' di spazio ai nostri sponsor e ci vediamo fra qualche secondo.
Ed eccoci di nuovo in diretta per questo secondo quarto di pallacanestro femminile basket femminile Conegliano contro Valbelluna. Torazza con la palla ad attaccare Dotlic, serve la Peccia Bis, preferisce giocare, e l'Archi guarda canestro, poi cerca di servire Poiana, ci riesce, Poiana subisce una stoppata definitiva e categorica da parte di Gaio, ben più alta di lei, ben più esperta di lei, quanto anche Francesca Gaio, giocatrice dell'85, 39 anni per lei, e ancora grande voglia e grande energia per giocare a pallacanestro. Ancora assoluta parità qui al Pala BFC, 10 pari, 9:40 alla fine di questo secondo quarto. Adesso abbiamo Torazza su Dotlic, Dotlic riapre, ancora Dotlic che va a attaccare e servire molto bene Gaio, che altrettanto bene segna dal limite dell'area. E l'Archi per la Peccia Bis, forse una infrazione di passi, la Peccia Bis cerca di servire l'Archi, ma è molto più lesta Gaio a recuperare il pallone. Dall'altra parte Frigo è già in contropiede, Collotto va in aiuto, giustamente, ribaltano il lato ed è Dotlic che sbaglia dai 3 punti, si lotta a rimbalzo, il possesso è per il BFC. Hanno girato molto bene la palla, no? Le giocatrici bellunesi che si trovano praticamente a memoria. Cosa dici, Tommaso? Sì, stanno girando molto bene la palla, soprattutto in questa azione hanno dimostrato di saper giocare molto bene insieme. Sì, si vede la differenza di esperienza sul campo da basket. Dall'altra parte Poiana, provare da 3 punti ma con poca fortuna. Adesso zona per Conegliano, attenzione perché da 3 punti abbiamo mezza casa che sbaglia, poi si lotta, ancora un possesso bellunese, ancora un rimbalzo in attacco. Ancora Dotlic con la palla, Torazza su di lei, serve Gaio e che fa un passaggio veramente alla Nikola Jokic, direi, per Frigo, che segna in rovesciata il 14-10 bellunese. Torazza con la palla per la Peccia Bis, per Poiana che però poi passaggio è intercettato, Dotlic che serve Frigo, adesso Belluno si distende molto bene in contropiede e coach Danato è obbligato a chiamare un time out, si dispera perché ha subito un break in questi pochi minuti su alcune palle perse, su alcune disattenzioni in attacco che hanno scavato questi 6 punti di distanza tra Valbelluna e Basket Femminile Conegliano, quindi un time out e un time out anche per noi. Eccoci di nuovo collegati con il Pala BFC per questa Valbelluna Basket Femminile Conegliano. 16-10 per il Valbelluna al momento, che ha recuperato anche il pallone e sta cercando di aumentare il divario che fino a questo momento Conegliano è riuscito a limitare, ma vedete Dotlic come sta giocando, come sta passando la palla, come sta veramente portando a scuola le giocatrici coneglianesi, ovviamente molto molto più giovani e meno esperte di pallacanestro giocata. Adesso è chiusa Jacob nell'angolo, deve liberarsi del pallone,
se ne libera, ma lo recupera Frigo. Poi Torazza sbaglia l'anticipo, ma forse l'ultima a toccare è Piccirillo. No, l'arbitro dice che l'ultima a toccare è proprio Torazza, quindi sul cubo del cambio Sofia Giusto. Valbelluna con la palla. Pontello per Frigo. Ancora Pontello. Ben chiuso da Jacob. Abbiamo Piccirillo o Mezzacasa, scusate, con la palla. E poi Frigo sotto canestro che prende una legnata da Collotto, ma segna ugualmente il 18-10. Sgarbossa a superare la metà campo. Serve Jacob molto bene, che si gira altrettanto bene, ma poi non riesce a chiudere contro la più prestante ed esperta Frigo, Alessia Frigo, classe 1995. Adesso è Dotlic a subire fallo. Sul cubo del cambio abbiamo Irene Sonego che dà il cambio a Torazza, che va a prendere un po' di fiato in panchina. Due tiri liberi per Dehana Dotlic. È fuori il primo. Indicazioni tecniche anche dalla tribuna per lei. Segna il secondo tiro libero. Sofia Giusta supera metà campo, un palleggio, però la difesa di Mezzacasa è davvero asfissiante. Adesso l'arbitro ravvisa un fallo, si lamenta, coach Piazza dice non facciamo fallo, le stavi mettendo pressione. Andava bene così. Sgarbossa con la palla per Giust. Dai 3 punti Giust. E sbaglia ma di poco. Subito in contropiede Valbelluna con Dotlic che serve bene. E qui poi siamo all'accademia pura. Sbaglia Dotlic da sotto, ma si vedono alcune giocate davvero di qualità. Queste ragazze che tra l'altro si trovano probabilmente a memoria, che giocano assieme da parecchio tempo, ma che soprattutto conoscono bene il linguaggio universale della pallacanestro, vero Double T? Sì. Confermi? Sì. Double T è ammutolito da questa prova corale del basket Valbelluna. Bella finta comunque di Giust, che poi riapre per Jacob. Adesso è Irene Motti Sonego che si arresta, riapre per Arianna Jacob, che però poi perde la palla per il contropiede di Coceani. Riaprono bene la palla le bellunesi, guardate questo gioco alto-basso, e poi un passaggio di nuovo al millimetro di Gaio, Francesca Gaio, per il 21-10. Si dispera coach Zanato in panchina, ma insomma la differenza tecnica tra le due squadre è evidente. Jacob con la palla che può prendere un buon tiro, ma lo sbaglia. Ancora Francesca Gaio a dominare a rimbalzo, poi Frigo in campo aperto. Mezzacasa. Qualche contatto in difesa, Dotlic vuole attaccare Sonego, finta di sfruttare il blocco, va dall'altra parte e poi giocano a due Dotlic e Gaio, facendo davvero vedere della bella pallacanestro. Giusto con la palla per Collotto, che sfrutta il blocco di Jacob, poi cerca un improbabile passaggio in mezzo alla difesa bellunese, che ovviamente lo devia in
rimessa laterale. Sgarbossa con la palla. Va ad attaccare Coceani, si libera bene, poi sbaglia il tiro da sotto. Dotlic marcata da Sonego, sfrutta il blocco di Gaio, poi serve bene Frigo, gioca 2 con Frigo, poi Gaio, rapidità di passaggio notevole, poi l'ultimo passaggio però intercettato da Sonego. Sgarbossa si appoggia e va ad appoggiare a sua volta il tabellone. Non segna, ma saranno 2 tiri liberi per lei. Intanto sul cubo del cambio il numero 10 Feltrin, in questo caso Arianna Feltrin, classe 2007. E anche Francesca Ceolin, invece classe 82. Sbaglia il primo Sgarbossa, sbaglia anche il secondo, si lotta a rimbalzo, ma appunto il dominio a rimbalzo è di Francesca Gaio, che sfrutta tutta la sua esperienza, tutto il suo senso della posizione e tutti i suoi centimetri per arpionare qualsiasi pallone scenda dal canestro. Collotto dai 3 punti, Collotto dai 3 punti, va a bruciare la retina Valentina Collotto per il 23-13. Era un bel po' che non si segnava, in effetti, dal 10 pari, parziale di 13-0, interrotto dalla bomba di Valentina Collotto. Adesso è Dotlic a replicare dall'angolo, si è sentita stimolata. Gaio in palleggio, Dotlic da 3 punti, sbagliato il suo tiro. Sofia Giust può giocare un 2 contro 1, rinuncia a passare la palla, poi serve alla fine Ayana Jacob, che chiude bene da sotto per il 26-15, a 2 minuti dalla fine di questo secondo quarto. Buona difesa coneglianese, che non vale il recupero della palla. Sul cubo del cambio Beatrice Cason. (26-15), 1:48 alla fine. Dotlic un po' distratta con l'8, diciamolo, e Cason può sbagliare un tiro rovesciato da sotto. Ancora Dotlic con la palla e adesso Cason non sbaglia, mano sinistra, molto elegante il suo movimento per il 28-15. Giust con la palla, va a servire in qualche modo Jacob, che riapre per Collotto, voleva tirare da 3 ancora, ci ha preso gusto. Adesso subisce fallo Jacob, ma è solo il terzo fallo per Valbelluna, quindi sarà una rimessa laterale. Sgarbossa a ricevere la rimessa marcata da Feltrin. Giust con la palla, attacca il lato, poi serve Jacob, ancora si gioca sullo stesso lato. Questo è Sofia Giust, un tiro in avvitamento con l'effetto, che però si infrange sul ferro. Cason con la palla, Dotlic, Feltrin che attacca la linea di fondo molto bene. C'è un fallo su di lei, sarà rimessa laterale. Ultimi 51 secondi di questa partita, di questo primo tempo, scusate. 28-15 per Belluno, ed è Frigo a sbagliare la conclusione da 3. Giust con la palla, cerca di servire Collotto, no, serve Sgarbossa, che però resta sullo stesso lato.
Poi prova a servire Jacob, subisce un fallo, il quarto, dal prossimo saranno tiri liberi, ma mancano 27 secondi e 8. Diciamo che adesso Valbelluna sta un po' gestendo il suo vantaggio. Quali soluzioni tattiche vedi per coach Zanato, Double T, per poter ribaltare questa situazione? Ma non... Se fossi coach Zanato non saprei proprio cosa fare. La differenza non è proprio di come è giocata, ma è di come... Ma è della differenza tecnica Dei valori in e di campo, dici, delle esperienza. giocatrici. Ma intanto Esatto. Sofia Giust comunque mette un tiro dall'angolo per limare un po' lo svantaggio. Giocano bene a due con Dotlic che poi serve Cason, che poi serve Frigo. Bella questa azione, ma l'arbitro vede un'infrazione di passe da parte di Frigo, che era convinta di aver subito fallo, quindi ci saranno 2 secondi e 3 decimi per andare a fare l'ultimo tiro di questo secondo quarto per Conegliano. Sofia Giust, che poi in realtà fa scadere il tempo prima di riuscire a tirare, quindi si va all'intervallo lungo sul punteggio di 28-17 per Conegliano. Secondo te cosa dirà coach Zanato nello spogliatoio alle sue giocatrici? Double T? Beh, sicuramente le dirà probabilmente dei consigli sulla difesa, anche se il gioco delle avversarie è proprio un buon gioco, stanno passando la palla bene, anche le rotazioni è difficile ruotare quando ci sono questi cambi, questi passaggi. Beh, è vero, Stanno sono molto giocando brave proprio... a spaziarsi e sono molto rapide a passare la Sì, palla, quindi è difficile probabilmente anche andare a fare degli aiuti difensivi. Probabilmente invece si potrebbero forzare un po' di più i ritmi in attacco, dato che stiamo sì, giocando contro questo una formazione con alcune giocatrici molto esperte, diciamo, sì, che però dal punto di vista fisico magari sui 40 minuti giocati ad alto ritmo esattamente. potrebbero pagare, giusto? Però questo alzare il ritmo è molto difficile perché le stanno abbastanza comandando. Non riescono molto a fare, Contropiede. sì, ma anche proprio a fare quello che vogliono fare. Stanno, stanno essendo comandate sia in attacco che in difesa. E poi c'è sempre il problema dei rimbalzi, Sì, sia dei rimbalzi difensivi da parte di Conegliano, che appunto non riuscendo a controllare in maniera pulita i rimbalzi, poi è difficile anche innescare il contropiede. mm. Però tutti questi sono problemi di coach Zanato, noi andremo invece a bere uno spritz al bar del Pala BFC e ci rivediamo fra qualche minuto.
Siamo in diretta. E siamo di nuovo collegati con il Pala BFC per questo secondo tempo di basket femminile Conegliano contro Valbelluna Veneta 21. Punteggio alla fine dei primi due quarti è 28-17 per appunto la squadra ospite, che ha fatto vedere davvero delle belle giocate. Squadra ospite che, dicevamo, può schierare delle giocatrici di assoluto valore tecnico e anche molto più esperte delle giocatrici coneglianesi, che hanno un'età media molto ma molto bassa. Adesso Jacob con la palla per Sgarbossa, che serve molto bene sulla linea di fondo Collotto, poi Torazza che va a segnare dall'angolo su assist di Collotto. Parte bene, esce bene dagli spogliatoi la squadra di coach Massimiliano Zanato, riduce lo svantaggio sotto la doppia cifra. Adesso è Dotlic che va ad attaccare Jacob, vedete come la batte, come se la fuma, poi sbaglia il tiro. Stupita lei stessa di questo errore, ma Conegliana poi non riesce a controllare il pallone. Rimessa da fondo, Beatrice Cason per Ceolin. Frigo dalla media, no, finta il tiro, poi serve ancora Dotlic che riapre con un no look e poi Cason dai 3 punti. Sfortunatissima, beffata dal ferro, la palla gira ed esce, poi Anna rischia di perdere però il controllo del pallone. Rimessa, Torazza ad attaccare Cason, cerca di perdere il pallone, riesce in qualche modo ad attaccare il ferro, poi riesce anche a sbagliare da sotto. Sarà rimessa laterale per Conegliano perché Jacob va a contestare questo rimbalzo. Sgarbossa con la palla, stoppata da Frigo in maniera abbastanza perentoria. Ancora rimessa per Conegliano. Torazza a gestire la rimessa, serve Poiana nell'angolo da 3 punti, no, da 2. Poiana sbaglia, Jacob recupera pallone ma palleggia poi fuori dal campo. Difesa 1 per coach Zanato, quindi pressing a tutto campo. L'arbitro sta richiamando Dotlic che si era lamentata. Cason raddoppiata sulla linea laterale, esce agilmente dal raddoppio. Ceolin che serve Pontello che sbaglia, poi Frigo da sotto va a tirare, subisce fallo. Saranno 2 tiri liberi per lei. Alessia Frigo, classe 95. Segna il primo. 29-19 per Valbelluna. Segna anche il secondo. E adesso il pressing di Valbelluna. Poiana con la palla. Attacca forte sulla fascia laterale, poi serve Jacob per Collotto. Torazza che può attaccare Cason, ma Cason tiene assolutamente la posizione difensiva. Poi palla recuperata a Valbelluna, Poiana buca l'anticipo, Ceolin che apre per Dotlic, bello sottile la sospensione, poi sul rimbalzo in attacco Cason tiene molto bene alto il pallone e va a concludere. Torazza con la palla, subisce fallo, va in qualche modo a girarsi in mezzo all'area. Saranno 2 tiri liberi per Torazza. 32-19. Esce Sgarbossa, si lamenta in maniera anche discutibile il pubblico ospite per questo fischio. Segna il primo con un po' di fortuna Torazza.
segna anche il secondo. Adesso ancora pressione, zona pressa a tutto campo, rapidissima però Valbelluna a superare il pressing, poi Cason che va a attaccare incrociando Collotto con le sue leve lunghissime crea non pochi problemi a Cason, poi però non riesce a controllare il rimbalzo difensivo. Quindi un altro possesso per Valbelluna su più 11 a 7:28 dalla fine del terzo quarto, 32-21 qui al Pala BFC. Vorrei ancora un commento tecnico da parte di Double T che è qui con me in regia. Abbiamo visto forse qualche miglioramento rispetto al tempo precedente, in cui si è visto soffrire le coneglianesi. Si è visto anche qualche corsa in contropiede, provare a fare qualche transizione. Forse si potrebbe far girare un po' più la palla. Potrebbe aiutare questo. Adesso abbiamo visto anche Dotlic andare a tirare nel cuore dell'area in avvitamento. Cerca di imitarla Jacob, quasi riesce a segnare, poi invece va a fare un fallo sul successivo rimbalzo in attacco. Arianna Jacob si lamenta non tanto per il fischio quanto per la costante presenza in tribuna di tifosi ospiti che si lamentano su ogni fischio, anche a favore. Muovono bene la palla contro la zona coneglianese le giocatrici valbellunesi, poi dall'angolo a punire è questa volta Pontello, che Pontella il 36esimo punto della squadra. Torazza arresto e tiro lunghissimo, time out per coach Zanato. Torniamo in difesa in maniera abbastanza pigra purtroppo. Adesso però Jacob ci mette una pezza, è Frigo ad attaccare l'area, a riaprire poi il gioco. Dotlic si aspettava il taglio di Frigo sulla linea di fondo, ha fatto un passaggio quasi a memoria, si è schiantato sulla linea di fondo. Aveva chiamato time out coach Zanato, infatti ribadisce il concetto, e su questo time out di coach Zanato facciamo passare i nostri sponsor, un time out anche per noi qui al Pala BFC. Qui dal Pala BFC sul 36-21 per Valbelluna contro Basket Femminile Conegliano per questa terza giornata di ritorno del campionato di promozione. Torazza ad attaccare Cason, sparare a metà campo, poi a servire Just, poi a non aprire gli spazi adeguatamente, poi Anna dai 3 punti, fortissimo il suo tiro. Di nuovo a uomo la difesa coneglianese, sembra. E a rimbalzo Jacob per Collotto, per Torazza che può attaccare in campo aperto, serve Poiana, serve Jacob, poi Just e poi Jacob. Una buona azione questa. E anche un buon rimbalzo in attacco di Just che però sbaglia purtroppo, quindi contropiede per Belluno con Dotlic, Frigo. Buona difesa di Collotto in questa situazione, però muovono comunque molto bene la palla le bellunesi, e Cason a sbagliare dall'angolo. Collotto per Torazza che forse può spingere la palla avanti, lo fa per un passaggio imprendibile per Jacob.
impredibile per Jacob e per chiunque probabilmente. Sempre 36-21. Esce dalla partita Marta Poiana, rientra Irene Sonego. Intanto è Ceolin a superare la metà campo. Sai interpretare questo tipo di difesa double T? Intanto buon intervento di Collotto, poi Sonego e poi Sofia Giust che non riesce a controllare il pallone. Ma è comunque contento coach Zanato per l'idea di forzare il contropiede, di spingere un po' sui ritmi. Sembra quasi una difesa mista, o forse semplicemente Torazza non aveva capito che le sue compagne erano a zona. Sbaglia ancora Cason dall'angolo, si lotta a rimbalzo, ne esce Sonego con la palla, Jacob per Torazza che può tirare dalla media e segnare un buon tiro dai 5 metri e mezzo per il 36-25 a 3:42. Ancora Pontello dall'angolo, buon taglia fuori, poi si lotta a rimbalzo, Torazza per Sonego che serve direttamente Pontello. Scusate, il punteggio è 36-23. Dotlic con la palla, vedete Belluno cerca comunque di gestire i ritmi, non ha nessun interesse a correre su tutto il campo, e cercano anche di rallentare, giocare a metà campo. Entra Sgarbossa, esce dalla partita Torazza. È un time out per coach Piazza, è un time out anche per noi qui al Pala BFC. Siamo di nuovo in diretta qui al Pala BFC con Dehana Dotlic che va a segnare il primo tiro libero per il 37-23 a 3 minuti e 15 dalla fine del terzo quarto. Segna anche il secondo Dehana, è valido, c'è anche un cambio per lei. Entra della partita Camilla Feltrin, atleta del 2004. Sgarbossa con la palla, sfrutta il blocco di Collotto, poi riapre per Giust, Sonego, Giust, cerca di servire e serve Jacob, poi abbiamo Sonego che riesce a liberarsi molto bene, andare a tirare rovesciato, purtroppo sbaglia, e Gaio recupera la palla e con un passaggio dietro la schiena riesce anche a servire una compagna. Ceolin, Gaio, mezza casa, attacca l'area, chiude bene Valentina Collotto. Adesso è Beatrice Cason a riaprire e poi essere servita sotto canestro. Muovono ancora molto bene la palla le giocatrici di coach Piazza. Poi un tiro un po' forzato in realtà, ma ancora un rimbalzo in attacco. Proprio la nuova entrata
Feltrin, Camilla Feltrin. Pallone recuperato per Conegliano. Irene Sonogo per Valentina Gollotto, che finta il tiro aveva segnato da 3 punti nel primo tempo. Un fallo in campo, ci sarà una rimessa laterale. Messa per Conegliano con Sgarbossa che cerca di riaprire per Giust da 3 punti. Sbagliato il suo tiro. E poi si segnalano dei problemi tecnici qui in regia. Non c'era il punteggio in realtà aggiornato, adesso è stato sistemato. Fallo tecnico intanto mentre ci stavamo distraendo. Sofia Giust converte il tiro libero. Sarà anche possesso per Conegliano sul 38-24, 1:43 alla fine del terzo quarto. Belluno sembra in assoluto controllo della partita. Cosa dici, Double T? Sì, stanno giocando come vogliono loro. Sono in controllo, stanno giocando anche piano, stanno tenendo le energie. Stanno anche facendo azioni lente per far passare il tempo. Però si lamenta la comunque curva c'è una ospite per un partita. fallo non fischiato, probabilmente c'era. D'altra parte Sgarbossa, molto corto del suo tiro. Comunque c'è una partita ancora da giocare, quindi Dopo questa? Un'altra? c'è ancora un quarto, quindi è ancora diverso. Cioè, è Non è ancora chiusa, dai, diverso. questa partita. Sì, non è ancora Nonostante i 16 chiusa, punti di però scarto. Come direbbe Federico Cais, sono solo 6 bombe da 3 punti. E invece Belluno gioca davvero bene. Poi qualche errore da sotto di troppo. Cason si lamenta con l'arbitro, ma dovrebbe forse tornare in difesa. Diciamo che probabilmente Belluno potrebbe avere anche 6-8 punti di vantaggio in più se avesse chiuso delle azioni costruite molto bene, che però poi non ha concretizzato, sì, andando a sbagliare da sotto sì, in maniera alcuni magari tiri abbastanza banale. anche terzi tempi a destra. Infatti, non che non sia successo anche a Sì, esatto. Conegliano di sbagliare parecchi tiri da sotto, Anche però per insomma, Conegliano è diciamo che stato un problema. magari fa più impressione per certe giocatrici un po' più esperte. Adesso Francesca Gaio va a discutere con l'arbitro, poi si rappacificano e sappiamo benissimo che era solo un espediente per poter respirare un po'. Stiamo scherzando, ovviamente. Belluno recupera anche palla sulla pressione difensiva. Si dispera Coach Zanato. Muovono bene la palla le bellunesi. Buono l'intervento di Sgarbossa, che però poi è un po' lenta nel muovere i piedi, e sul contatto successivo commette fallo. Errore al tiro libero, rimbalzo per Conegliano, però purtroppo Sofia Giust perde possesso della palla sul successivo passaggio. Sta per scadere il tempo, manca un secondo. Corto il tiro bellunese e la frazione si conclude sul 40-24 per Valbelluna. Adesso 2 minuti di pausa, poi ci rivediamo per questo ultimo e decisivo quarto della partita.
diretta. E ritorniamo in diretta qui dal Pala BFC per questo ultimo e decisivo quarto della partita basket femminile Conegliano contro Valbelluna Veneta 21. E vediamo che ci sono 0 spettatori collegati, quindi stiamo parlando praticamente da soli, ma siamo sicuri che ecco uno spettatore che si è collegato al momento. E quindi lo salutiamo, lo abbracciamo e andiamo a commentare questi ultimi 10 minuti di partita in cui Valentina Collotto subito va a provare ad anticipare un passaggio. Valbelluna mantiene ancora possesso della sfera ed è dall'angolo Feltrin a sbagliare, Camilla Feltrin, poi si lotta a rimbalzo. Rime e Larchi guadagnano a palla 2, rimessa, Torazza con la palla, cerca di attaccare il cuore dell'area, poi per riaprire per Sgarbossa, per Collotto che non tira da 3 ma va a giocare a 2 molto bene con Sonego, poi Torazza con la palla ancora per Sonego ed è Stella Sgarbossa da camera sua, il tiro è corto. Gaio con la palla, riapre per mezza casa, sfortunatissima, poi si lotta su questo pallone e Larchi e Feltrin, palla contesa, questa volta è per giocatrici bellunesi. Ceolin serve bene, poi Gaio si dispera, anche double T qui perché la disattenzione al rimbalzo diventa davvero pericolosa a questo punto. Collotto recupera la palla, Torazza col pallone, può attaccare in campo aperto, serve Sonego, poi Sgarbossa perde la palla, 2 contro 1, brava Rime e Larchi a metterci una pezza, a accettare il passaggio. Marta Poiana sulla sedia del cambio per Sgarbossa, rimessa per Valbelluno alla linea di fondo, 40-24. Torazza a marcare Feltrin, poi Sonego che recupera il pallone per Torazza, prende un tiro mal consigliato, poi va anche a commettere fallo. Ancora buon movimento di palla di Valbelluna, poi si lotta a rimbalzo, ma c'è un'infrazione di campo che la giocatrice bellunese era già nella propria metà campo quando ha recuperato il pallone. Torazza con la palla sul lato sinistro subisce fallo, saranno 2 tiri liberi per lei. Si lamenta coach Zanato sul fatto che non ci si butta sulle palle vaganti, più facile che le recuperino le nostre avversarie. Rientra Ana Dotlic nella partita, sbaglia il primo tiro libero Torazza, segna il secondo, 40-25. Ceolin con la palla per Feltrin, Gaio, poi spalle a canestro, però c'è un fallo di Collotto probabilmente. Chiusa bene la difesa con Elianese sul taglio, ma l'arbitro ha visto poi un intervento non legale di Valentina Collotto. Rientra nella partita Beatrice Cason. Doppio blocco sulla linea di fondo, si apre Gaio per ricevere e poi va a servire Dotlic.
che riapre a sua volta, anche se avrebbe probabilmente potuto anche tirare da lì. Vedete come muovono la palla, una velocità veramente notevole, le giocatrici di Belluno. Collotto, Torazza, campo aperto per Sonego. Torazza che vuole giocare, gioca pick and roll con Collotto, non sfrutta bene il blocco, poi in qualche modo controlla la palla, poi in qualche modo tira cortissimo. Cason serve benissimo Feltrin, che però è sfortunata, ma ancora una volta Gaio a rimbalzo. Poiana, forse un contatto, forse 2 contatti, esatto. Alla fine l'arbitro è costretto, diciamo così, a fischiare. Esce Elarchi, rientra Jacob nella partita. Ceolin con un po' di fortuna segna il primo, 41-25. Mezza casa sul cubo del cambio. Con altrettanta fortuna segna anche il secondo. Torazza marcata da Dotlic. Riapre per Poiana che esita un po', forse un doppio palleggio. Torazza può attaccare e poi con una bella azione virata a mano sinistra va a segnare da sotto. Sono sempre 15 però i punti di vantaggio per Belluno. Cason sbaglia da 3. Dovrebbe essere bianca la palla. Esce Poiana, rientra Sgarbossa nella partita. Torazza in palleggio, cerca di servire un assist per 2 compagne che stavano tagliando nello stesso spazio. Palla recuperata per Belluno. 5 minuti e 38 secondi alla fine di questo ultimo quarto, 42-27. Adesso anche Belluno fa fatica a mantenere la concentrazione. Palla in tribuna. I tifosi ospiti cercano di incitare le proprie ragazze a mantenere la concentrazione fino in fondo. Torazza con la palla, blocco di Jacob, giocano a 2, Jacob mantiene il controllo della palla, poi Sonego, poi un tuffo addirittura di mezza casa. Palla contesa, palla per Conegliano, Just sul cubo del cambio, cambio per Irene Sonego, entra Sofia Just. Alla metà del quarto e ultimo periodo, è giusta la rimessa. Torazza con la palla, spazi davvero stretti, blocco di Torazza per Just, poi riceve ancora Torazza, vuole attaccare Dotlic che non ci sta, poi serve Jacob, ancora un gioco a 2 tra Torazza e Jacob, ma gli spazi sono sempre gli stessi. Sarà rimessa per Conegliano, ma forse bisogna provare a cambiare lato o aprire un po' di più gli spazi. E poi una furbata di Just che sbatte la palla sulla schiena del difensore che può ricevere. Collotto con la palla. Jacob. Bel pallone per Sgarbossa. Ingancio sul tabellone, sbaglia.
Frigo con la palla in campo aperto. Attenzione, molto pericolosa questa giocatrice, anche situazione di fronte a canestro. Adesso è Cason a servire molto bene Frigo, che sbaglia, ma l'arbitro vede l'intervento falloso di Valentina Collotto. Saranno 2 tiri liberi per Alessia Frigo. Come vedi questi ultimi 4 minuti e 18 di partita, Double T? Vedo un gioco abbastanza statico, soprattutto per le giocatrici ospiti. Vedo una partita che tutti dichiarano finita. Si sta giocando un po' meno aggressive, Dici che nonostante non probabilmente anche le coneglianesi non ci credono più a questo punto? sembra quasi che non ci credano più. Però Valentina Collotto recupera un pallone. Torazza può giocare in campo aperto. Scarica per Sgarbossa. È corto il suo tiro. Dotlic a rimbalzo. Su di lei Sofia Giust. E poi Dotlic. Veramente fa vedere che a 41 anni, con un cambio di passo e di ritmo incredibile, va via tutti e va a appoggiare mano sinistra. Time out in campo e time out anche per noi. Diretto. Eccoci di nuovo collegati per l'ultimo quarto di questo, gli ultimi 3 minuti e 47 di questa basket femminile conegliano contro Valbelluna. Torazza con la palla che apre per Jacob, che cerca di servire a sua volta Sgarbossa, ma la palla finisce sulla linea di fondo. Sono 18 i punti di svantaggio di Conegliano, mancano 3 minuti e mezzo, quindi sarà ben difficile che questa partita possa dire ancora qualcosa di significativo. Il canestro del più 20 dall'angolo da parte di Coceani, Alessandra Coceani, classe 2007. Subisce fallo Sofia Giust, spalle a canestro. Rientra nella partita Julie Lapecciabis, esce Livia Torazza. Anche stasera non in perfette condizioni fisiche in realtà per un problema di emicrania. Adesso spalle a canestro Jacob, gira sul lato destro, che forse non era quello più libero. Poi pressi da tutto campo, Feltrin con la palla, Frigo, Dotlic, Cason, bravissima, davvero brave, complimenti. Sgarbossa per Giust, per Jacob, spalle a canestro, non riesce a liberarsi, ha le mani addosso da parte di Coceani, l'arbitro ravvede un fallo, sarà rimessa da fondo, non ha ancora esaurito il bonus, è solo il terzo fallo questo per Valbelluna.
Sofia Giust libera dall'angolo, brava, buon tiro e buon canestro per il 49-29. Poi un buon recupero di Jacob che non riesce poi a gestire la sfera, sarà ancora rimessa per Valbelluna, ma buono l'atteggiamento difensivo di Jacob, nonostante diciamo che l'esito della partita sia già stato definito. Adesso anche un canestro per il Feltrin. Sgarbossa che poi scarica fuori. Arianna Feltrin, classe 2007. Sofia Giust, attaccare la linea di fondo, brava, molto brava. Purtroppo corto il suo tiro. Dotlic vuole giocare, 1,46, 51-29. Gioca a 2 con Frigo, molto bene. E Frigo conclude altrettanto bene. Sgarbossa supera la metà campo, marcata da Cason che va a fare fallo poi ingenuo perché adesso entrambe le squadre sono in bonus, saranno 2 tiri liberi per Stella Sgarbossa. Esce Dotlic tra gli applausi. Ha fatto vedere davvero delle belle cose questa giocatrice stasera. Sbaglia il primo Stella Sgarbossa. Segna il secondo. Rimessa da fondo per Belluno, quindi 53-30. Ancora pressione a tutto campo per Conegliano. Buca l'anticipo Sofia Giust. Ceolin, scusate, Coceani per Frigo che vuole mettere a posto. Ancora Coceani per Feltrin, ben chiusa da la Pecia Bis invece. Adesso proprio Feltrin attaccare la linea di fondo. Frigo e alla fine muovendo sempre molto bene il pallone, con grande rapidità di mani, con grande visione di gioco, vanno a concludere bene da sotto le giocatrici bellunesi per il 55-30. Poi una palla quasi persa da Sgarbossa, la Pecia Bis cerca di servire Jacob, poi serve Sgarbossa che attacca bene la linea di fondo per andare a segnare da sotto. Bella la conclusione di Stella Sgarbossa. 55-32, 34 secondi alla fine. Frigo per Coceani, per Feltrin da fuori, pisce l'angolo superiore del tabellone, poi Jacob a rimbalzo, 20 secondi alla fine, si può giocare anche fino in fondo. Jacob con la palla marcata da Cason, Sgarbossa con l'8 dai 3 punti, molto bene con l'8 da sotto, brava, prendendo bene la linea di fondo a chiudere sul 55-34. Diciamo che la differenza in campo tra le due formazioni si è sicuramente vista. Giusto double T, però Conegliano ha fatto una partita dignitosa. Ricordiamo l'assenza di Alice Del Pos, giocatrice assolutamente importante per questa formazione. Ricordiamo che all'andata lo scarto è stato ben più consistente, 62-27, quindi diciamo dai una partita più che sufficiente per le ragazze di coach Massimiliano Zanato, giusto? Sì. Di poche parole a quest'ora del sabato sera double T, quindi noi non possiamo che salutarvi dopo questa maratona BFC, salutare le ragazze della promozione, fare i complimenti ovviamente alle ragazze di Valbelluna e dare
appuntamento alla prossima partita casalinga della Serie B, che sarà il 10 febbraio 18:45, BFC contro Reyer che stava vincendo alcuni minuti fa, ma vi posso dare forse un aggiornamento in diretta. Stava battendo Marghera a Marghera, e adesso vediamo se riusciamo ad avere degli aggiornamenti dal campo di Marghera. Sì, partita finita, Reyer ha battuto 56-54 Giants Marghera, che sono la seconda sconfitta consecutiva. Sarcedo è andata a vincere sul campo di Union San Marco, e anche Mespet Padova, finora imbattuta, ha perso in casa contro le Lupe di San Martino di Lupari, già viste in grandissima forma sabato scorso, partita proprio a San Martino di Lupari contro Conegliano, contro Basket Femminile Conegliano. Quindi su questi aggiornamenti anche sul campionato della Serie B vi salutiamo. Fabrizio Torazza e Double T Double T vi salutano, vi danno appuntamento alla prossima diretta.